Buongiorno a tutti, buon martedì 13 giugno, buon Sant'Antonio e approfittiamo per fare gli auguri a tutti coloro che si chiamano Antonio, Antonella, insomma tutte le varie declinazioni. Se ci seguite l'avete sicuramente già visto, stiamo trasmettendo da questa mattina alle 5:30 in diretta tutte le fasi delle cerimonie e delle celebrazioni appunto per il Santo da Padova e questa diretta continuerà. Naturalmente fate salve le nostre trasmissioni come Sveglia Trieste, i nostri telegiornali delle 13:20 e delle 19:30, appunto andremo avanti fino alle 19:30 di questa sera per darvi conto di tutte le varie fasi delle cerimonie a Padova in diretta rigorosamente anche su Tele4 come nelle altre televisioni di Media Nord-Est del Veneto. Allora, oggi avremo ospiti in studio nella seconda parte della nostra trasmissione l'assessore alle infrastrutture della regione Cristina Mirante e poi il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. Quindi se vorrete dialogare con i nostri ospiti potrete farlo come sempre chiamandoci in diretta oppure scrivendoci una mail. Avremo anche la nostra troupe esterna, oggi ci recheremo a Barcola per parlare anche di sport, movimento e benessere, lo faremo con il nostro Bernardo Gulotta, quindi cominciamo subito come facciamo sempre dalle previsioni del tempo e con la nostra rassegna stampa. Previsioni del tempo che prendiamo direttamente dal sito dell'Osmer ARPA regionale, la situazione generale. Nei prossimi giorni l'avvicinamento di una depressione ora presente sull'Europa orientale favorirà l'afflusso sulla regione di masse d'aria a tratti più umide in prevalenza da nord-ovest in quota, ma da sud o sud-est nei bassi strati. Tempo incerto quindi per oggi, sarà probabile nuvolosità variabile sulla zona montana, cielo da poco nuvoloso a variabile su pianura e costa, saranno possibili piogge sparse, rovesci e qualche temporale in più occasioni nel corso della giornata, specie nella zona montana. Sulla costa, bora moderata al mattino, poi venti a regime di brezza. Nella giornata di domani, mercoledì 14, tempo ancora incerto. Sarà probabile nuvolosità variabile con maggiore presenza di sole verso la costa. Possibili piogge sparse dei rovesci e qualche temporale, specie al pomeriggio e sulle zone interne. Sulla costa soffierà ancora bora moderata, specie al mattino. Questa è la situazione del quadro meteo per quanto riguarda la nostra regione. Allora andiamo a vedere subito le prime pagine di tutti i quotidiani in edicola oggi, almeno alcune delle prime pagine che sono naturalmente tutte dedicate alla morte di Silvio Berlusconi, avvenuta ieri mattina all'ospedale San Raffaele di Milano. Allora vediamo il piccolo titola La fine di un'epoca, vediamo ci saranno tanti articoli all'interno, anche il rapporto che il Cavaliere aveva con la nostra regione e con la nostra città. Vediamo anche che sempre invece in tema di Sant'Antonio, per la cronaca di Trieste, c'è il via al restyling di Sant'Antonio, della chiesa di Sant'Antonio Nuovo. Poi ancora sempre sulla prima pagina del Piccolo, sempre per la figura di Berlusconi, l'imprenditore da sua emittenza ai trionfi del calcio, la giustizia, i duelli con i giudici e quei 34 processi e poi visto dall'estero alleato degli USA e amico di Putin. Andiamo a vedere altri quotidiani. Allora qui siamo sulla Repubblica, il primo populista si concentra su questa definizione. Repubblica, Silvio Berlusconi 4 volte premier, si è spento ieri mattina al San Raffaele a 86 anni, era malato da tempo di leucemia cronica. Domani funerali di Stato al Duomo di Milano. Il presidente Mattarella ha segnato la storia della nostra Repubblica. Putin, perdo un vero amico. Forza Italia a scricchio, la Mediaset verso la vendita, a rischio l'eredità del Cavaliere. Ci sono anche i vari editoriali e commenti, il laboratorio della sfida alle istituzioni, l'egolatra pioniere dell'antipolitica e poi le interviste a Renzi, non sono io il Royal Baby, occhio a Meloni, Occhetto, rifiutai un patto segreto sulle televisioni, Pascale, con lui oggi muore la mia vecchia vita. Allora vediamo ancora La Stampa, ciao Cavaliere, questo è il titolo scelto, autobiografia di una nazione.
e l'editoriale di Massimo Giannini in prima pagina sulla Stampa. Berlusconi morto a 86 anni, domani funerali a Milano, polemica sul lutto nazionale. Vediamo Libero, morto Silvio, non se ne farà un altro, titolo più originale di Libero, la sua eredità, ma la sinistra non si illuda, non è finito qui. E poi il ricordo di Feltri, io, Berlusconi e la nostra storia con Montanelli, la vita, il paese che amò non sempre l'ha ricambiato, la rivoluzione ha inventato bipolarismo e centrodestra, leader nel mondo, il progetto berlusconizzare il pianeta, e poi ancora perseguitato, 34 processi, ma con le toghe ha vinto lui, bersaglio fisso, ha usato l'odio dei suoi nemici contro di loro, nessuna eutanasia, da cattolico ha lottato fino all'ultimo. Insomma, vari articoli. Naturalmente oggi il grande show televisionario, la sfida alla Rai cambiò tutto, la cultura snob costretta a inseguirlo, più successi di Pelé e Maradona, i record nel calcio. E vedremo anche poi le prime pagine dei giornali sportivi. Qui siamo invece sul giornale L'ultimo cavaliere, questo è il titolo, e l'editoriale di Augusto Minzolini, un posto nella storia. Il Fatto Quotidiano, la Repubblica del Banana, sicuramente meno elegante in questa occasione. Il titolo del Fatto: è morto a 86 anni il fondatore di Fininvest e Forza Italia, capo di 4 governi, pregiudicato per frode fiscale, finanziatore della mafia e 9 volte prescritto. Le TV lo beatificano a reti unificate, domani funerali di Stato con Mattarella, eppure lutto nazionale. Domani un gigante della storia, una catastrofe per il paese, la morte del leader, una storia italiana, e poi il cordoglio da Mattarella a Putin, il Papa, il saluto dei leader del mondo, la rivoluzione passiva ci ha resi tutti berlusconiani, e poi Mangano, Cavalli dell'Utri, così la mafia non ti lascia più. I vari approfondimenti. Ecco qui la Gazzetta dello Sport, anche qui in prima pagina Silvio Berlusconi, addio al presidente più vincente, col Milan ha conquistato tutto, l'uomo delle stelle, campioni, tecnici, trionfi, bel gioco, TV e politica, domani funerali nel Duomo di Milano. Ancora il Corriere dello Sport, la morte di Berlusconi chiude un'epoca sportiva e politica, fine del gioco, un titolo che piacerebbe al nostro Umberto Bosazzi. Poi ancora Tutto Sport, Silvio Berlusconi, ho visto un re, anche qui insomma con tutti i trofei, parte dei trofei insomma vinti nel corso della vita e della carriera in ambito sportivo. Allora, torniamo a leggere ancora, vediamo se, ecco, ancora il Corriere della Sera, non abbiamo fatto in tempo prima a leggere la prima pagina. Vediamo allora l'Italia senza Berlusconi, questo invece è il titolo scelto dal Corriere. Si è spento il San Raffaele, il dolore dei familiari, domani lutto nazionale, funerali in Duomo, le reazioni in tutto il mondo. Mattarella ha segnato la storia della Repubblica, l'inventore del bipolarismo, poi il ricordo di Cairo, avevo 24 anni, con lui fu magia, e poi l'eredità, le società, i figli, l'impero che resta, la giustizia, da mani pulite a Ruby, i processi. Insomma, ci sono tanti commenti e anche tanti approfondimenti sulla figura di Silvio Berlusconi. C'è anche la notizia che è passata un po' in secondo piano, ma un altro lutto ha colpito l'Italia, film Amori malattia, morto Francesco Nuti, talento malinconico, l'attore e regista aveva 68 anni. E poi si parla del giallo a Firenze, Cata sparita a 5 anni, adesso l'antimafia indaga per estorsione, c'è una madre insomma in ansia per la piccola Cata. Allora andiamo a vedere. Sul Piccolo abbiamo visto appunto tutti i titoli dedicati naturalmente alla figura di Silvio Berlusconi, il ritratto, addio cavaliere, ci sono davvero tanti articoli, tutte le prime pagine, tutte le pagine dei quotidiani oggi sono molto dedicate appunto alla scomparsa di questa grande figura di politico, ma anche imprenditore, sportivo, insomma tante le definizioni. L'ultimo saluto, i funerali in Duomo, il lutto nazionale che divide il paese.
ieri mattina a San Raffaele il decesso di Berlusconi, la politica unita ha fatto la storia ma non mancano le polemiche. Qui vediamo il popolo di Silvio, il reportage dal primo panettiere alla passionaria, una folla si raduna davanti alla villa di Arcore, ognuno ha il suo ricordo del re, era unico, senza di lui si sfascia l'economia italiana, così dicono appunto i sostenitori di Silvio Berlusconi. Qui vediamo anche una storia italiana, soldi, pubblicità e politica, il Cavaliere e il trentennio che ha segnato il paese, l'edilizia, l'impero televisivo di Mediaset, l'ascesa e discesa in campo di Forza Italia, la parabola di Berlusconi, 4 volte premier, tra vittorie, fallimenti e guai con le toghe. Qui vediamo ancora parte della sua famiglia, il suo famoso discorso di discesa in campo nel 94. Ecco qui l'altra parte appunto nelle pagine del Piccolo, vediamo intuì che l'immenso potere della TV non poteva più restare un monopolio di Stato, una delle tante intuizioni appunto di Berlusconi, la giustizia e i duelli con i magistrati che hanno infiammato l'Italia, tangenti pagate da imprenditore, prostituzione minorile quando sedeva a Palazzo Chigi, in tutto ha subito 34 processi, 8 condanne in primo grado ma soltanto una è diventata definitiva. Qui c'è tutta tutto reso conto insomma dei processi, dei guai con la giustizia. Vediamo ancora la televisione, così sua emittenza, questo era un altro appellativo di Berlusconi, inventò la distrazione di massa, da Telemilano a Mediaset ha creato un nuovo modo di raccontare la vita e il paese, a sua immagine una vera mutazione antropologica e culturale, un mondo pop e colorato, ottimista e disimpegnato. Qui ci sono anche tutte le tappe di questa ascesa nel mondo della televisione, l'analisi, il ricordo di Raiset fra nostalgia e le spolverate a Travaglio, qui vediamo a servizio pubblico nel 2013 quando appunto spolverò lo sgabello di Travaglio. Poi l'America, un alleato non sempre credibile, guardato spesso con sospetto. Washington ha sempre fatto fatica a interpretare le mosse del Cavaliere, diffidava delle sue amicizie. Il posizionamento ambiguo sul conflitto in Georgia resta una macchia indelebile sullo stato dei rapporti. Qui vediamo una foto di Silvio Berlusconi con Vladimir Putin e George W. Bush. A destra qui vediamo invece con Barack Obama e sotto con Bill Clinton. Allora, la Russia, zingarate, festini e vodka, con Putin un'amicizia speciale. Berlusconi è stato l'unico leader occidentale a condividere la tesi di Vladimir sull'operazione militare in Ucraina. Dall'incontro al G8 di Genova fino ai weekend insieme sul Mar Nero, il rapporto fra i due è rimasto solido. Qui vediamo alcune foto di questa amicizia con Vladimir Putin. Il calcio ancora, l'abbiamo visto in vari quotidiani, anche quelli sportivi, la crostata, l'elicottero, i trionfi in Europa, sono nato allenatore, Berlusconi compra il Milan nel febbraio 86, ha conquistato 5 Coppe dei Campioni, anche da premier, le interferenze con i tecnici. Allora andiamo ancora a vedere l'intervista a Arrigo Sacchi. Mi scelse perché l'avevo battuto, gli dissi o lei è un pazzo o è un genio. Il tecnico della rivoluzione rossonera dice ho pianto, non lo facevo dalla morte di mia mamma, per anni non sono riuscito a dargli del tu, poi lui mi ha insegnato un metodo per farlo. E qui li vediamo insieme Arrigo Sacchi e Silvio Berlusconi. Arriviamo a casa nostra, il cucù e le tante visite in Friuli Venezia Giulia dagli anni 90 al 2018, fra il celebre scherzo a Merkel e le numerose toccate in occasione delle campagne elettorali. Qui c'è tutta la storia insomma delle presenze di Silvio Berlusconi nella nostra regione e in particolare a Trieste, ma non solo. Una sintesi un po' magari ridotta rispetto a quello che troviamo oggi sui giornali, l'abbiamo fatta anche noi ieri nel nostro telegiornale con un servizio in cui abbiamo ripercorso appunto questo rapporto, questo legame di Silvio Berlusconi con le nostre terre. Rivediamolo insieme.
Si è spento questa mattina all'età di 86 anni Silvio Berlusconi. L'ex presidente del Consiglio era ricoverato da venerdì all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti legati alla leucemia cronica di cui soffriva da tempo e le sue condizioni di salute sono peggiorate in mattinata. 4 volte premier, fondatore di Forza Italia e di un vero impero televisivo, Fininvest, Mediaset, per più di 20 anni presidente del Milan, Berlusconi più volte ha partecipato a incontri pubblici e privati a Trieste e nella nostra regione, nella maggioranza dei casi per sostenere i candidati di Forza Italia e della coalizione di centrodestra nelle elezioni locali. Ricordiamo il vertice dei capi di governo dell'Ince, il bilaterale con la cancelliera tedesca Angela Merkel, celebre per lo scherzo del cucù in Piazza Unità nel 2008. Qui vediamo Berlusconi nel 2013 a sostegno della campagna di Renzo Tondo per le regionali. Poi ancora a Trieste per tirare la volata di piazza alle comunali nel 2016. Andiamo su da me, andiamo su, no? E ancora a sostegno di Massimiliano Fedriga nel 2018 nell'ultima intervista a Tele4 realizzata dal vice direttore Avarino a Ring. Quindi ho chiesto al sindaco di piazza di preparare un corso per i nostri sindaci che vengano qui e da lui imparino come si fa a tenere una città e come si fa anche a dare tanto verde come lui ha fatto a una città amministrata da un sindaco azzurro. Sempre nel 2018 Gorizia Berlusconi arrivò a sostegno della candidatura di Ettore Romoli. D'altronde Gorizia era scelta anche praticamente perché era una bella città. E infine in collegamento telefonico alle ultime elezioni in cui annunciò una possibile figura di governo da Forza Italia da Trieste, scenario poi realizzatosi con la presenza di Sandra Savino, sottosegretario al MEF nel governo Meloni. Allora Andrea, torneremo naturalmente ancora a leggere sui giornali altre cronache, altri dettagli e curiosità, ma ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere com'è la situazione del traffico in città e se ci sono delle segnalazioni. Lo chiediamo subito all'ispettore capo Monica De Mola. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Allora, com'è la situazione sì. E quali sono le segnalazioni di oggi? La situazione è abbastanza tranquilla per la giornata odierna, non abbiamo al momento segnalazioni di rilievo, tranne un intralcio stradale in via Sara Davis 17 dove c'è la macchina operatrice dell'Italspurghi che non riesce a passare. Non appena inizierà la pattuglia manderemo a vedere per fare le rimozioni dei veicoli intralcianti. Approfitto per chiedere a qualche telespettatore se si riconosce in questa descrizione, magari andare a spostare la macchina prima che arriviamo noi. Bene. Per quanto riguarda la giornata odierna abbiamo la chiusura del giardino pubblico per lavori di manutenzione e la segnaletica notturna da segnalare sulle rive in Corso Italia e nella zona di Grignano e Viale Miramare. Approfitto per ricordare a tutti che oggi è la festa della Fondazione del Corpo della Polizia Locale, saremo presenti in ranghi ridotti perché questo pomeriggio c'è una grande manifestazione nel Castello di San Giusto col giuramento dei nuovi colleghi, quindi mi scuso già da subito se faremo attendere la cittadinanza per gli interventi della mattinata. Oggi è la vostra festa, allora auguri anche a voi, ci fa piacere sapere, sarà questo pomeriggio in cattedrale, giusto? Sì, il Castello di San Giusto, giuramento e tutte le premiazioni dei componenti del corpo. Benissimo, grazie mille allora delle informazioni, non c'è altro per la giornata di oggi? Al momento no. Benissimo, grazie mille, allora buon lavoro, buona giornata e buona festa a lei e ai suoi colleghi. Grazie, buona giornata. Grazie, buona giornata. Allora, noi torniamo ancora a leggere i giornali, torniamo sul piccolo per vedere un po' questo rapporto appunto di Silvio Berlusconi con le nostre zone, ci sono altre testimonianze contenute all'interno del giornale, vediamo che vengono ripercorsi dagli anni 90 fino al 2018 dal celebre scherzo alla Merkel, come abbiamo visto anche nel servizio, ma possiamo vederlo sul giornale, le numerose toccate in occasione proprio delle campagne elettorali. Qui vediamo ancora altre testimonianze, qui vediamo appunto Silvio Berlusconi in un frame nascosto proprio dietro il pilone di Piazza Unità che attende Merkel per farle lo scherzo appunto famoso, celeberrimo del cucù.
Qui vediamo in occasione del battesimo della figlia di Antonione, sapeva capire sempre in anticipo, mi apparve subito un uomo travolgente, tra vicinanza personale e presa di distanza politica. Antonione è quel filo gentile e affettuoso mai spezzato. Poi anche l'intervista a Ferruccio Saro, quando ero ammalato mi offrì il suo elicottero, non lo dimentico. Insomma, tante testimonianze. Con la sua spinta aprì i primi club, conservo ancora il kit del candidato, dice Paolo Molinaro. Insomma, tante reazioni, ne abbiamo raccolte alcune anche noi ieri. Poi fra le rive il Colibrì, Silvio, quel rapporto speciale con il fascino di Trieste, dagli acquisti con Di Piazza alla fiera dell'antiquariato ai saluti portati agli staff. Federica dice si mise generosamente in gioco in una stagione di conflitti laceranti. Il primo cittadino di Piazza dice la sua segretaria mi disse a un pranzo che lo avevo interrotto 9 volte ma solo con me non si arrabbiava. Gli dissi che volevo cambiare la città e lui rispose che ci avrei messo 20 anni ma ci sarei riuscito. Poi ancora Savino, era un uomo di estremo coraggio, gli ho voluto bene, restano le sue idee, una sintesi insomma del suo commento. Il legame con Gorizia per l'amico Romoli, la fedeltà forzista e quell'ultimo regalo nel 94 il contatto per lanciare il partito e la candidatura al Senato. Il Cavaliere non dimenticò quel sì trainandolo alle regionali del 2018. Tante testimonianze, anche quella dell'assessore Riccardo Riccardi, ma anche di avversari magari politici come la deputata Dem Serracchiani, un'influenza senza pari, dice il ricordo di Serracchiani è un sicuro protagonista di decenni di storia italiana. Gli antagonisti politici del PD e di Italia Viva salutano l'esponente al quale riconoscono il ruolo di leader nel centrodestra. Moretti ha lasciato un'impronta nel nostro paese. Rosato, da grande federatore qual era, ha saputo mettere insieme realtà molto diverse. Martinez è l'esempio negativo, il centrodestra inqualificabile. Federica esterefatto, nemmeno la morte ferma il veleno. Il consigliere regionale Dem esprime cordoglio ma critica l'ex premier per il suo influsso sulla società italiana e innesca le contestazioni. Vediamo insomma tanti articoli dedicati alla figura e anche commenti alla figura di Silvio Berlusconi. Qui c'è un'analisi ad esempio della rivoluzione linguistica, l'intuito del Cavaliere. Nel post Tangentopoli anche la lingua da bar sport di Umberto Bossi, sodale nelle differenze di Berlusconi, si rivelò uno dei fattori del successo della Lega Nord. Insomma, varie analisi anche addirittura linguistiche in questo caso. Allora andiamo rapidamente ancora ad altri articoli per quanto riguarda invece la regione, la nostra regione, e l'approvazione, il primo ok all'assestamento estivo di cui vi avevamo già parlato nei giorni scorsi come appuntamento più importante proprio per quanto riguarda i lavori del nuovo Consiglio che si svolgeranno in estate. La manovra parte da 652 milioni, ieri c'è stata la giunta, fra le poste 10 milioni destinati alla Valle dell'Idrogeno e 15 al nuovo data center di Insiel. Giunta la variazione di bilancio, che vediamo il Massimiliano Federica con Barbara Zilli, assessore appunto al bilancio della giunta regionale. Finanziato anche un progetto di domotica mirato alla salute degli anziani, previsti dei fondi per gli interporti. E vi ricordo che noi dalle 8 alle 9 avremo ospite in studio il neoassessore alle infrastrutture della giunta Federica, Cristina Amirante. Allora, dotazione importante, la giunta ora dia risposta, invece l'attacco del Partito Democratico proprio su queste manovre appunto in vista della manovra estiva. Vediamo ancora per quanto riguarda, ci spostiamo in Istria, qua nero Dalmazia, preda di ladri e vandali, l'isoletta dalmata che fu il ritiro estivo dell'ex tycoon Todoric, crollato l'impero agroalimentare dell'imprenditore, chiuso un contratto di concessione con un fondo ungherese, l'area è rimasta incustodita. Qui vediamo invece email anonime e finti allarmi bomba, il giallo supera i confini
confini della Serbia, nel mirino università, alloggi per studenti, centri commerciali, ospedali e zoo. Ignota la matrice del fenomeno terroristico che sta dilagando appunto in Serbia, ma non soltanto. A Podgorica segnalata la presenza di ordigni inesistenti nell'edificio che ospita il Parlamento. Andiamo a vedere ancora l'economia. Fincantieri curerà l'assistenza per i sommergibili tedeschi, contratto nell'ambito del programma di cooperazione governativa industriale tra Italia e Germania. Folgero, riconoscimento alla nostra capacità tecnologica. Ancora per le assicurazioni, invece sempre nella pagina economica, piano welfare generali nel paese, 4 milioni di non autosufficienti, e quindi su questo si concentra il Leone di Trieste. Allora, dicevamo prima, oggi è Sant'Antonio, Sant'Antonio a Nuovo è il bel titolo scelto, lo possiamo vedere sul quotidiano, sul piccolo. Si parte dalle 2 laterali verso via San Lazzaro. Dopo anni di discussioni, cantiere da 1 milione per 9 mesi di lavori a cominciare da ottobre. Il restyling dalla chiesa a San Spiridione rinviata a una seconda fase. Quindi la riqualificazione dei cosiddetti baffi, fra virgolette, avverrà con lastre di arenaria alla luce della difficoltà di reperire masegni. Il recupero gestito dagli assessori Babuder e Lodi con un progetto di impronta conservativa. E poi ancora vediamo Napoli-New York, il film che si sta girando di Gabriele Salvatore qui in città. I Chuck oggi si spostano in piazza San Giovanni e domani invece sarà la volta delle rive. Occhio ai divieti nel pomeriggio. Qualche anticipazione ce l'ha data già prima il collegamento con la polizia locale, che ci ha ricordato anche oggi la festa appunto della fondazione del corpo. Nelle notizie in breve troviamo anche la nota Lilli, oggi la decisione. È attesa per oggi infatti la decisione del GIP Luigi Deinotti sull'archiviazione o sulla riapertura dell'indagine relativa al caso della misteriosa morte di Liliana Resinovic, e noi ieri abbiamo realizzato un servizio con il nostro Gianluca Paladin proprio sull'attesa di sapere se il caso verrà archiviato come un suicidio oppure se le indagini andranno avanti. Vediamo il servizio. Con tutta probabilità è attesa per domani la pronuncia del giudice per le indagini preliminari Luigi Deinotti sul caso Liliana Resinovic. Archiviazione per suicidio, come chiesto dalla procura, o proseguire con le indagini, richiesta invece avanzata dai legali della famiglia Resinovic e del marito della donna Sebastiano Vicentin. Il 5 giugno scorso si è tenuta l'udienza davanti al GIP, poi in Camera di Consiglio il giudice si è riservato di decidere nei giorni successivi. A una settimana da quell'udienza non filtra molto dal Palazzo di Giustizia, bocche cucite in procura per un caso che sta dominando le cronache del paese. Gli avvocati hanno presentato la loro relazione al giudice Deinotti, soprattutto i legali del fratello di Liliana, Sergio Resinovic, che hanno prodotto 137 pagine in cui evidenziano passo passo tutte le incongruenze che, a loro dire, presenta l'indagine della procura. Nuove perizie medico-legali con riesumazione del cadavere della 63enne, ulteriori analisi sugli oggetti repertati trovati vicini al corpo di Liliana e altri accertamenti sui protagonisti che ruotano attorno a questa vicenda. Queste, in sintesi, le richieste portate all'attenzione del giudice Deinotti. Che ne sarà del caso Liliana? Verrà chiuso per suicidio o proseguiranno le indagini? La risposta forse nelle prossime ore. E quindi c'è attesa di conoscere appunto questa pronuncia da parte del giudice per le indagini preliminari. Ancora andiamo a vedere le notizie sul piccolo, poi fra poco dovremo dare ancora la pubblicità. Allora, Porto Vecchio Deluxe, rive libere dalle auto e cabinovia, così Trieste potrà crescere ancora. Dai successi nella moda al turismo, il top manager Subpancic torna a casa con una società di consulenza per contribuire al suo rilancio. Insomma, un talento triestino all'estero. Vedo nuovi hotel 5 stelle e strutture per yacht, dobbiamo diventare una capitale dell'innovazione, dice il manager triestino che ha rilanciato i marchi storici e ha avuto grande successo insomma all'estero. La magia di 6 contrabbassi al tramonto in 2 location da valorizzare, a Montegrisa e San Giusto, la novità dei concerti mantrici. La presentazione è quanto mai immaginifica,
Magnifica, mantra 2222, è un viaggio musicale unico nel suo genere. Il contrabbasso di Stefano Sciascia si trasforma realmente in uno strumento mantrico, creando un'atmosfera magica. Insomma, questi gli appuntamenti: il Tempio di Montegrisa mercoledì 21 giugno, il Foro Romano di San Giusto sabato 24 giugno. Entrambi inizieranno alle 21 per sfruttare la suggestione della luce del tramonto. Questi due appuntamenti. Vediamo anche l'operazione Green, 6 pini in più davanti al CEDAS, via al piano per 265 nuovi alberi. Il programma prevede piantumazioni e interramenti da Barcola fino a Opicina. L'assessore Babuder dice: non è vero che in questa città ci sono solo abbattimenti. È un tema sempre molto delicato e all'attenzione dei nostri anche telespettatori, ma di tutti i concittadini, quello della piantumazione e della cura degli alberi, del verde pubblico in generale. Allora oggi questa operazione inizia, nel piano anche la pulizia delle scritte da scivoli e dondoli per bambini, un fenomeno insomma particolarmente antipatico, quello del vandalismo sugli attrezzi, sulle attrezzature per i più piccoli. Ma oggi andremo proprio in zona Barcola con il nostro Bernardo Gulotta, che già si sta recando appunto sul posto per così farvi vedere la zona degli attrezzi di Calisthenics con un preparatore apposito, e quindi vedremo questi collegamenti dal punto di vista proprio sportivo e della salute, e questo lo faremo appunto dalle 8 in poi. Ora dobbiamo fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria. A fra poco. Bentornati a Sveglia Trieste. Allora noi riprendiamo la nostra rassegna stampa e vediamo che sul piccolo si torna a parlare ancora una volta di cabinovia. C'è la risposta alla replica dei 3 assessori sul cosiddetto caso Leitner. La terza: non intimidisca i tecnici. Bertoli, Lodi e Babuder rispondono al capogruppo di Adesso Trieste sulle affermazioni del dirigente Bernetti riguardo la società Altoatesina, un caso che era scoppiato anche negli studi di Ring. Si infiamma quindi il dibattito sulla funzione che la cabinovia di Trieste avrebbe per il suo costruttore, l'Altoatesina Leitner, e un terzetto di assessori, i titolari di bilancio Everest Bertoli, lavori pubblici Elisa Lodi, urbanistica Michele Babuder, a scomodarsi per rispondere al capogruppo di Adesso Trieste Riccardo Laterza, che nei giorni scorsi ha puntato il dito sulle dichiarazioni del dirigente Bernetti, che a Tele4 appunto aveva affermato che la Leitner vede nel progetto una vetrina commerciale per le sue cabinovie urbane, dato che il cambiamento climatico preclude altri impianti in quota. Scrivono gli assessori in una nota a dir poco caustica e alquanto singolare il concetto di democrazia, trasparenza e libertà d'espressione che esprime il consigliere Laterza, che sembra essere indispettito dal fatto che ai cittadini vengano forniti e illustrati dati e informazioni oggettive e tecniche relative all'infrastruttura di mobilità sostenibile della cabinovia, invece delle sue dichiarazioni distorte e sommarie circa questo intervento. Insomma, una risposta a 3 voci all'interrogazione del consigliere del capogruppo di Adesso Trieste Laterza. Andiamo a vedere ancora sempre sul piccolo: stanziamento record da 8 milioni per la scuola Spaccini Sauro, la delibera che approva il progetto definitivo portata in giunta dall'assessore Lodi, la gran parte della copertura finanziaria da risorse PNRR, affidamento dei lavori entro il 15 settembre. L'intervento in ambito scolastico più rilevante perlomeno dal punto di vista finanziario, perché il Comune vi ha definito un quadro economico da ben 8 milioni. Il trasloco degli alunni, ricordiamo la vicenda, un'operazione non priva di disagi e polemiche. Il maxi cantiere di via Tigor non potrà essere un intervento indolore, sin da quando la notizia è trapelata una serie di genitori dei bambini iscritti alle scuole Sauro e Spaccini hanno manifestato a più riprese il proprio disappunto. Troppo lontana, secondo le famiglie, l'alternativa scelta dal Comune, ovvero l'ex Timeus di via dell'Istria. Anche un gruppo di nonni dei piccoli già nei mesi scorsi ha protestato
protestato a gran voce contro gli spostamenti ritenuti complessi, tali da imporre alle famiglie una difficile organizzazione quotidiana. Qui vediamo le cerimonie per il ricordo del 12 giugno 45, qui affidato a Muggia, allo storico Pilotto, mentre a Trieste c'è stata una cerimonia in aula e l'alzabandiera per la vera liberazione di Trieste, celebrato il 78esimo anniversario dell'uscita delle truppe titine. Forza Italia rileva l'assenza di Adesso Trieste, ma i Dem dicono inaccettabili certi toni, c'è stata anche un po' di polemica. L'Ateneo Triestino rilancia il suo appeal, attrattività, dimensione internazionale, opportunità di lavoro post studi superiori alla media, secondo l'indagine Alma Laurea 2023, un argomento che abbiamo trattato anche noi in un nostro servizio. L'Ateneo più internazionale e attrattivo della regione vanta una performance occupazionale superiore alla media nazionale, una retribuzione per i suoi laureati più elevata rispetto alla media locale e italiana. Vediamo se riusciamo a farvi rivedere il nostro servizio. L'Università degli Studi di Trieste è l'ateneo più internazionale e attrattivo della regione. Oltre a garantire ai suoi laureati una retribuzione migliore una volta entrati nel mercato del lavoro, assicura una performance occupazionale superiore alla media nazionale. E questa è la fotografia più chiara emersa dal rapporto Alma Laurea 2023, che ha preso in esame oltre 281.000 laureati nel 2022 di 77 università. In dettaglio, l'Ateneo attrae da fuori regione il 42,5% dei suoi laureati, a fronte della media regionale del 35,1% e di quella nazionale del 24,3%, con anche un 5,1% proveniente dall'estero, dato regionale 4,8%, nazionale 4,3%. Una vocazione internazionale che trova riscontro anche nelle esperienze di studio all'estero, vissute da oltre il 10% dei laureati triennali, a fronte del 7,3% del Friuli Venezia Giulia e del 5,9% della media italiana. Le esperienze e competenze acquisite anche all'estero si traducono poi in un'ottima valutazione dell'efficacia del titolo di studio, intesa come spendibilità nel settore di riferimento. Oltre il 66% dei laureati triennali definisce infatti il titolo efficace, a fronte della media regionale del 59,5% e del 68,7% italiana, dato confermato anche dai magistrali con oltre il 72%, una menzione data anche all'ampio ventaglio di tirocini professionalizzanti offerti agli studenti, di cui hanno beneficiato in particolare il 73,4% dei laureati magistrali e quasi il 63% di quelli a ciclo unico, dato superiore alle medie regionale e nazionale. Con oltre l'88% di studenti soddisfatti dall'esperienza complessiva universitaria a Trieste, l'Ateneo Giuliano garantisce un lavoro a oltre il 90% dei laureati magistrali a 5 anni dal titolo, 88,7% il dato nazionale, e a quasi l'83% a un anno, media italiana 77,1%. Trovano lavoro a 12 mesi dal titolo l'81,6% dei triennali, al fronte del 75,4% della media nazionale. Per quanto riguarda le retribuzioni, infine, l'Università degli Studi di Trieste assicura uno stipendio più alto della media locale e italiana, con 1.387 euro per i laureati triennali e per i magistrali 1.470 euro a un anno dal titolo, nonché 1.800 euro a 5 anni. Torniamo ancora a scorrere i giornali, ma anche i siti che si occupano della nostra città, come ad esempio Trieste Prima, che dà conto ancora della morte di Berlusconi e Trieste, dal QQ alla Merkel, al rapporto privilegiato con Di Piazza, poi anche dal PD il cordoglio per Berlusconi, Roiz, avversario riconosciuto nel mondo, Berlusconi politico e uomo, il ricordo triestino dei suoi fedelissimi, insomma varie notizie relative proprio alla scomparsa del Cavaliere. E tornando sul Corriere della Sera vediamo anche le ultime ore di Berlusconi. Ha visto la finale di Champions e fino alla fine ha lavorato sui dossier, ricoverato con i globuli bianchi alle stelle, fatale la leucemia, ma la morte non era nei suoi progetti, dicono le persone che gli stavano vicino, e ha dettato appunti finché ha potuto, poi il tracollo nella notte tra domenica e ieri. Qui vediamo sullo storico pennone della
torre Mediaset sono comparsi ieri la scritta "Ciao papà", affettuosa, dedicata dai figli di Berlusconi, un altrettanto affettuoso "Grazie Silvio" a nome di tutto il popolo di Mediaset. Il medico, lo storico medico di fiducia, Zangrillo: "Presidente, ora posso darti del tu, papà sta morendo, la corsa dei 5 figli nel traffico di Milano e il ciao sulla torre Mediaset, la famiglia al capezzale". Ancora la discesa in campo, il ritorno al Senato, così il ciclone Silvio ha cambiato l'Italia, nel 94 si prese il centro e con lui cominciò l'alternanza di governo. La sua è stata una lunghissima stagione di potere, tra le televisioni, la guida di Palazzo Chigi, l'avventura del Milan. Qui vediamo proprio le immagini della discesa in campo. Vediamo ancora altre foto e altri momenti della vita. Con lui contro di lui fu l'inventore del bipolarismo. Qui vediamo anche Indro Montanelli. Allora ancora con personaggi, con i papi ad esempio, Mattarella ha segnato la storia della Repubblica, l'omaggio bipartisan, tutte le reazioni alla scomparsa di questa grande figura, insomma, che ha inciso sicuramente sulla vita del nostro paese per circa 30 anni, dagli stop di Scalfaro nel 94 ai tanti attriti nelle salite al Colle. Qui vediamo proprio la storia politica, lo smarrimento di Forza Italia, un nuovo centrodestra o la diaspora in altre forze politiche evidentemente. Giulio Tremonti: "Non creò solo un gruppo, trasformò l'economia, eredi, le figure superiori non ci pensano per natura". Ancora vediamo l'amicizia appunto con Putin, quindi anche la politica estera con personaggi, le personalità, i presidenti degli altri stati, l'addio a Berlusconi. Ancora vediamo gli subentrai e fu rispettoso, racconta Mario Monti, poi mi offrì la guida dell'alleanza. Ancora qui vediamo con D'Alema, con Letta, empatia e generosità, così affascinava il popolo, in quella stanza d'ospedale ci riconoscemmo umani, racconta oggi Bersani. Ancora vediamo sempre sulla figura di Silvio Berlusconi: "Cairo lo incontrai a 24 anni, fu una specie di magia". Vediamo alcuni dei titoli: "Il populismo e l'adesione ai valori occidentali", una scomparsa che lascia orfani il suo elettorato ma anche i nemici, è stato l'interprete più naturale di un sistema politico maggioritario fondato sulla personalizzazione. La partita delle elezioni del 2024, già si guarda avanti. Qui c'è una sorta di albero genealogico, ma anche delle aziende, delle squadre, insomma c'è tutto uno schema sul Corriere della Sera, lo trovate con le date, le fondazioni, la nascita dei figli, i matrimoni, eccetera. Mamma Rosa e Marina, prima di tutto l'altra metà nella vita del Cavaliere, la prima separazione con Carla Dall'Oglio nell'85, poi colpo di fulmine, clamorosa rottura con Veronica Lario, il legame con Francesca Pascale e infine Marta Fascina. Qui vediamo alcune delle donne del Cavaliere. Ho perso il mio amore, da Portici al San Raffaele, Marta Fascina, la compagna che Silvio chiamava moglie. E qui ancora i cantieri riuniti, la sfida Mondadori, il nodo delle quote per il destino dell'impero. Ancora sempre sulla questione Berlusconi, la vera conquista del Cavaliere, sedurre gli italiani. Tanti sono naturalmente anche i commenti a questa grande figura, anche controversa. Qui vediamo la pagina sulla giustizia, da Mani Pulite al Rubiter, i vari processi, 30 anni di processi, coppie e le battaglie in aula, perseguitato dai PM, non ci ho mai pensato e con me lui cambiò stile, illegale da quando l'ho difeso, meno liti con le toghe. Questo è il ricordo appunto dell'avvocato. Qui invece l'esordio con una piccola emittente, l'avvio di Canale 5 nell'80, i palinsesti
gesti che mescolano stile USA e uno spirito nazionale popolare, una svolta per il piccolo schermo, innegabilmente insomma un innovatore in questo campo. Star e autori, Drive-In, Casavianello, i programmi cult voluti da Silvio. Qui vediamo appunto la coppia Sandra Mondaini e Raimondo Vianello tra le star di punta insomma della TV berlusconiana. Il presidente che si sentiva mister e il suo Milan ha scalato l'Himalaya per quanto riguarda la vicenda sportiva. Sacchi, firmai in bianco e abbiamo cambiato il calcio, poi mi voleva al Monza, c'è una villa col maggiordomo. Ancora vediamo sempre le varie così l'incontro con Wojtyla, Santità lei come il mio Milan, impossibile per un giornalista non occuparsi di lui, era politica, TV, sport, pubblicità, gossip, tribunali, economia. Qui vediamo le famose corna, il cucù ancora una volta proprio da qui, da Trieste alla cancelliera tedesca Angela Merkel. Ancora vediamo appunto vari appunto ricordi di Silvio Berlusconi. Vediamo invece ancora i ballottaggi, cambiando completamente argomento. Ballottaggi a Siracusa, vince Calenda, ma in Sicilia è polemica su Acireale, rieletto il forzista, condannato e intercettato con i boss. Il bis d'Italia nel capoluogo. Ancora vediamo sempre nelle pagine interne del Corriere della Sera invece gli esteri, la guerra in Ucraina. L'Ucraina conquista altri villaggi, la NATO inizia la maxi esercitazione, Putin accusa colpiti obiettivi civili, le milizie cecene firmano il contratto con la difesa. Segnali d'allarme e propaganda, la preoccupazione dei blogger russi. Andiamo ancora avanti, sempre a leggere un po' del Corriere della Sera. Tajani, Kiev sia integrata nella NATO, il ministro degli esteri a Washington con Blinken, si lavora a una visita della premier Meloni a luglio. Andiamo ancora a vedere la storia, passeggiava con l'amante, il partito caccia il funzionario, in Cina era stato ripreso per la strada, il video era finito sui social. Questa è la storia che arriva dal giornale di Shanghai, ha trasgredito agli obblighi morali, anche la ragazza è stata punita. Andiamo a vedere invece il giallo di Cata, come vi abbiamo già detto leggendo le prime pagine. Il giallo di Cata indaga l'antimafia, l'ipotesi sequestro per l'estorsione. Firenze, la pista del racket, dei posti letto all'hotel occupato, la mamma sentita dai PM. Questa è la drammatica storia della bambina di 5 anni, di soli 5 anni, scomparsa nel nulla. Più neolaureati occupati ma calano gli stipendi e 1 su 2 lascia il Sud. Il rapporto Alma Laurea su studio e lavoro dei giovani, l'abbiamo già visto anche con il nostro servizio per quanto riguarda proprio l'Università di Trieste e viene riportato anche qui a livello nazionale naturalmente sul Corriere della Sera. Noi invece ieri ci siamo occupati anche della questione Galleria di Montebello con una nuova proroga dei termini per la riapertura. Lo sapete, era prevista per il 15 di giugno, ma saranno necessarie ancora un paio di settimane per ultimare i lavori. Abbiamo sentito anche l'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi, allora rivediamo il nostro servizio. L'assessore ai lavori pubblici del Comune di Trieste, Elisa Lodi, se da un lato deve constatare con rammarico che la scadenza dei termini fissati per la riapertura della Galleria di Piazza Foraggi, 15 giugno, non sarà rispettata, dall'altro si dimostra ottimista rispetto ai lavori eseguiti, terminati e all'attuale fase di collaudo e certificazione che secondo calendario non dovrebbe protrarsi troppo a lungo. Mancano dei quadri elettrici e alcune firme sui documenti. Per il resto però il cantiere sarebbe pronto alla sua consegna. Condizionale d'obbligo, ma proprio Lodi ha confidato che da ipotesi la data di riapertura poteva essere il 16 giugno, a indicare che forse la proroga di ulteriori 15 giorni sarebbe stata anche larga. Di fatto nessun taglio del nastro giovedì 15. Siamo a buon punto, nel senso che i lavori sono finiti, abbiamo cominciato a fare le fasi di collaudo, quindi abbiamo le varie verifiche che vengono fatte, sono state fatte la scorsa settimana, continueranno anche questa settimana, mancano dei quadri elettrici, insomma
siamo veramente alle battute finali. L'ordinanza scade di chiusura il 15 di questo mese, speravamo di riuscire a riaprirla il 16 e adesso stiamo valutando assieme agli uffici una proroga per dare il tempo ovviamente di avere queste certificazioni in mano e di avere quindi gli ok anche scritti per la riapertura. Complessivamente la vicenda è stata piuttosto tribolata, dal cassero alla chiusura tout court, da qualche mese a oltre un anno. In mezzo, ditte che vengono e poi si assentano, materiali che non si trovano e quando reperiti con prezzi alle stelle, qualche errore qua e là e il fianco lasciato scoperto al dibattito politico. Sicuramente, a prescindere da tutto, l'opera di manutenzione di quella galleria andava fatta senza poter più rinviare ulteriormente. È stato un cantiere veramente difficile e complicato, è un'opera che dovevamo fare perché non si poteva ovviamente andare avanti così, i lavori che non erano così importanti, che non erano mai stati fatti in questa galleria. Si parla di 15 giorni, l'ordinanza non è stata ancora emessa, siamo in corso di valutazione, ovviamente insieme ai nostri uffici che ci indicheranno poi in concreto se effettivamente saranno 15 o un po' di meno i giorni d'attesa ancora per vedere finalmente la riapertura della galleria. Questa è la voce dell'assessore Lodi, ma abbiamo sentito anche per l'opposizione Francesco Russo, consigliere comunale del Partito Democratico. Allora risentiamo insieme il nostro servizio. Ma sembra che il sindaco ormai lo faccia apposta per far fiorire altre barzellette battute sul cinciut. Non si stupisce più di tanto del nuovo rinvio, la prende con un mix fra rassegnazione e la volontà di richiamare all'attenti la giunta sui vari cantieri in città. Il consigliere d'opposizione Francesco Russo apre la porta del proprio ufficio per richiedere collaborazione e un po' tirare la giacca al sindaco parlando di acquamarina, tram e cabinovia. Smettetela di dirci che sta per aprire, smettetela di inventare date. Lavorate e quando sarà il momento di aprirla la aprirete. È già un anno il ritardo, quindi se anche aspettiamo un po', però vorrei che questo ci aiuti a metterci intorno a un tavolo e risolvere tutti i problemi che questa città ha ancora, perché oltre alla galleria c'è il tram, c'è la piscina terapeutica, c'è il ponte sul canale, c'è l'ovovia, ecco, temi decisivi su cui forse la politica deve smettere di dividersi e sedersi a un tavolo. Meno diplomatico Russo quando evidenzia i disagi che i frequentatori della zona della galleria hanno dovuto subire per un anno. Dispiace vedere ancora le battute del sindaco che dice che l'illuminazione è bellissima. Lì bisognerebbe intanto chiedere scusa perché per un anno si è creato per i cittadini e le cittadine di quel rione non soltanto un disagio grandissimo. E quindi ecco, questa amministrazione deve fare un mea culpa, ma ripeto, l'invito è quello di mettersi intorno a un tavolo e provare a risolvere gli altri problemi dei cittadini, perché se non ce la fanno da soli, noi siamo disposti a dare una mano. Allora, queste le parole di Francesco Russo. Allora, siamo quasi in chiusura di questa prima parte, la parte dedicata naturalmente alla nostra rassegna stampa. Fra poco vedremo delle immagini curiose di un salvataggio di un gattino operato dai vigili del fuoco. Eccole qui, le possiamo vedere. È successo nei giorni scorsi, 2 giorni fa, in realtà nel pomeriggio di 2 giorni fa, la squadra del distaccamento di Muggia, dei Vigili del Fuoco, è intervenuta in località Caresana, nel comune di San Dorligo della Valle, per soccorrere appunto un gatto bloccato sul tetto di una casetta. Giunti sul posto i Vigili del Fuoco sono stati informati che nel frattempo il felino era caduto nel camino ed era intrappolato sul fondo della canna fumaria. I Vigili del Fuoco hanno calato una corda nel camino per prendere la misura della canna fumaria al fine di bucare il camino per raggiungere il gatto e successivamente hanno provveduto proprio a forare il muro in corrispondenza della canna fumaria, riuscendo così a liberare il micio. Possiamo andare a scorrere più velocemente con le immagini. Ecco qui vediamo proprio le operazioni e si riesce a salvare il gattino. Insomma, sono delle belle immagini che ci hanno inviato proprio i Vigili del Fuoco, come vedete dal marchio in sovraimpressione, e finalmente insomma vediamo che riescono a prendere proprio il gattino e portarlo in salvo, il gattino che era caduto all'interno del camino dopo essere rimasto bloccato sul tetto della casetta. Allora, vi dicevo appunto, siamo in conclusione di questa prima parte della nostra trasmissione. Vi ricordo che fra pochissimo sarà in studio con noi il neoassessore alle infrastrutture della Regione, Cristina Amirante. Più tardi invece parleremo con il
sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. Fra poco anche ci collegheremo con il nostro Bernardo Gulotta da quel di Barcola per vedere insomma un po' una lezione con un preparatore atletico di calisthenics, quindi vedremo questa disciplina sportiva anche per il benessere personale. Allora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria e ci rivediamo subito dopo in compagnia della nostra prima ospite. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora diamo subito il buongiorno all'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Mirante. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ben arrivata, grazie di essere qui. Ci scusiamo se l'abbiamo fatto fare una levataccia perché arriva da Pordenone, sì. No? Lei, quindi insomma un viaggetto. Insomma è stata una partenza abbastanza presto questa mattina, ma insomma ne valeva la pena. Ne valeva la pena, insomma comunque Trieste è sempre comunque bella, no? da vedere. Le chiedo subito come si trova nel suo nuovo ruolo di assessore appunto della Giunta Fedriga, della nuova Giunta Fedriga. Beh, mi trovo molto bene, è una situazione entusiasmante, insomma c'è tantissimo lavoro da fare, ma insomma a me piace, quindi chiaramente non mi pesa. Poi la mattina quando arrivo a Trieste insomma vengo abbastanza spesso, visto che gli uffici si trovano qui, vedere il mare e vedere la città di Trieste insomma è una bellissima sveglia mattutina. Una bella sveglia. Lei si occupa di ha un referato molto, molto importante, anche delicato, no? Quello delle infrastrutture, si parla spesso dei collegamenti carenti della nostra regione, magari con altre zone, di problematiche, ce ne sono insomma da affrontare, no? Quali sono i primi punti che si è trovata così in mano, i primi dossier? Beh, il primissimo dossier è quello sulla viabilità e i collegamenti in particolare legati al spostamento delle merci, tenuto conto che abbiamo insomma una regione che spinge molto sulla manifattura, c'è la necessità di trasferire e spostare le merci, c'è una vocazione logistica importante visto la presenza appunto del porto di Trieste, ma non soltanto, Monfalcone, Porto Nogaro e il sistema degli interporti che è stato sviluppato in particolare proprio in questi ultimi anni. Ecco, questo sistema ha la necessità di una serie di infrastrutture di supporto, il Veneto è stato più veloce di noi, dobbiamo recuperare questo gap e quindi la porta occidentale dell'ingresso nella nostra regione ha la necessità di avere infrastrutture viarie che possano collegare meglio quelle che sono gli assi autostradali, e quindi la nostra A4, la 23, abbiamo la 28 a Pordenone, però manca un pezzo di connessione tra la provincia di Pordenone e la provincia di Udine, sia in direzione di Udine sia in direzione dell'Austria. Questo a vantaggio di tutta la regione perché chiaramente andrebbe a alleggerire il sistema dell'autostrada, quella più bassa, ovviamente in modo tale da creare una distribuzione migliore di quello che è il traffico nel contesto regionale. Allora abbiamo subito una telefonata, ma vedo anche in collegamento, ho intravisto un collegamento con il nostro Ferdinando Varino, fatemi sapere se poi ci sarà effettivamente questo collegamento, ma vedo appunto la grafica della telefonata in arrivo. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno. La guardia mi voleva un'informazione. Prego. Siccome i musei devono pagare adesso al giorno 16, no? E mi non mi è arrivato ancora a casa. Cosa devo fare? Ho capito, l'IMU che scade il 16 giugno e non le è arrivato nulla a casa via mail. Probabilmente ha provato a controllare le mail, ha una PEC forse o no? Non so fare niente queste robe, signora. Forse può provare a chiamare Esatto? Ieri Esatto, abbiamo provato a chiamare, non rispondi.
Non risponde. Allora, guardi, ci informiamo su cosa può fare la signora, e forse non so se l'assessore può... Ho qualche informazione, mi sono informata anch'io. Ecco. Quello che è stato detto, visto che c'è stato un cambiamento ovviamente sulla tassa relativa alle abitazioni, è quello di pagare l'anticipo secondo quelli che erano i pagamenti dell'anno scorso, mentre ci sarà un eventuale conguaglio in ribasso ovviamente o in rialzo a seconda di quella che poi è la decisione del singolo comune alla fine dell'anno entro il 18 dicembre, quindi questa è l'indicazione che mi è stata data. Ah, benissimo, quindi l'assessore è informatissima sulla questione, quindi vale, diciamo, per il momento, per quanto riguarda l'acconto, la stessa cifra che ha pagato l'anno scorso. Non so se è ancora in linea la signora, credo di no, speriamo di essere state utili, insomma, alla signora che ci ha telefonato. È vero, è un periodo di scadenze fiscali, insomma bisogna fare attenzione. Allora, vediamo se appunto ci sarà anche il collegamento fra poco con il nostro Bernardo Rulotta. Volevo invece concentrarmi anche sulla questione della cabinovia di Trieste, no? Perché è sicuramente un capitolo in mano all'assessorato alle infrastrutture. Allora, come vede questa possibile realizzazione con i fondi appunto che sono stati concessi appunto al comune di Trieste per la realizzazione di questa cabinovia Mare Carso, collegamento anche dal punto di vista non solo turistico ma proprio di smaltimento del traffico viario, insomma automobilistico? Ma allora, diciamo che intanto l'ho seguita ovviamente dall'esterno, insomma da Pordenone, fin tanto che non sono arrivata in regione, e un po' ho seguito il piano della mobilità sostenibile del Comune di Trieste, visto che anche il Comune di Pordenone lo stava portando avanti più o meno nello stesso periodo. È chiaro che una volontà forte della città di Trieste è quella di trasferire quote di traffico che adesso vanno in automobile, soprattutto in ingresso dall'esterno della città, per andare a spostarle su mezzi alternativi. È chiaro che la conformazione della città di Trieste non rende molto semplice la ciclabilità, se non nei tratti insomma più vicini al mare o più pianeggianti, quindi chiaramente bisogna utilizzare il trasporto pubblico locale, il trasporto di massa. L'altro aspetto che vale la pena evidenziare è la grossa trasformazione e l'accelerazione che riguarda Porto Vecchio, che chiaramente diventerà in sé un attrattore di traffico dalla città di Trieste ma anche dall'esterno, e quindi andare a immaginare di potenziare un servizio che può arrivare direttamente all'interno di questo luogo che è Porto Vecchio, insomma chiaramente è una riflessione corretta che è stata fatta da parte del Comune di Trieste. Poi è chiaro che come tutti i cambiamenti radicali molto forti, come può essere un nuovovia chiaramente, che ha degli aspetti chiaramente turistici molto interessanti, perché è un punto di vista chiaramente insolito che si potrebbe avere nello scendere da Opicina verso il mare, insomma sicuramente mozzafiato. D'altro lato è chiaro che ci sarà questa modifica, questo impatto di alcuni piloni all'interno di un contesto naturalistico che è quello insomma del Carso, e quindi è chiaro che ci sono anime diverse ed è naturale ed è bene che ci sia un dibattito anche acceso per poter arrivare poi a accompagnare la realizzazione di quest'opera. La Regione in questo momento, in particolare la mia direzione, è di supporto alla direzione ambiente, che ha in mano una procedura per autorizzare diciamo, la realizzazione dell'intervento, in particolare per quanto riguarda il cosiddetto sito Natura 2000, che è quello appunto del Carso, per poter appunto accompagnare poi il progetto e l'esecuzione dell'opera. Allora, abbiamo un'altra telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Buongiorno. Dunque, buona giornata alla gentile conduttrice dottoressa Laura e all'assessore Cristina Ambinante. Sono Claudio Visentini. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Buongiorno carissime, tutte e due. Do il benvenuto tra noi a Sveglia Trieste all'assessore regionale. Io
posso dire, ho conosciuto tramite un'altra televisione con l'amico Gigi Di Meo il suo grande lavoro che ha fatto al comune di Pordenone e sono certo che ora altrettanto bene farà in regione. Questo è solo un mio augurio, cara assessore Cristina Almirante. Buon lavoro. Grazie Claudio, che bella telefonata, insomma, questa del signor Claudio, un abbraccio a lei. Insomma, fa piacere, no? Ricevere i complimenti dai nostri telespettatori. Devo dire, veramente è una telefonata che mi rende molto felice, perché insomma lavorare tanto molto spesso non porta solo a risultati positivi. Le critiche sono state parecchie nel tempo, anche perché io ho avuto il compito di fare delle fognature. Le fognature politicamente non sono mai un intervento che piace, perché poi no? Esatto, una volta finito non si vedono, però devo dire che sono state molto apprezzate, e io apprezzo sempre tanto la civiltà e la capacità delle persone di comprendere anche durante i disagi qual è poi l'obiettivo finale, che insomma nel caso di fognature chiaramente è un obiettivo ambientale di alto profilo, e quindi grazie ancora per queste parole. Allora, intanto vedo pronto il nostro Bernardo Gulotta in tenuta assolutamente sportiva, con uno sportivo al suo fianco sicuramente. Allora, buongiorno a te e al tuo ospite. Bernardo, a te la linea. Buongiorno Laura, buongiorno all'assessore Almirante in studio e a tutti i telespettatori. Sì, tenuta ginnica, forse per me mi vestirei ogni giorno così, però diciamo il cliché del telegiornale vuole che non possa presentarmi in tuta, ahimè. Ma al di là delle battute, siamo in compagnia di Massimiliano Baroni, che è un preparatore atletico specializzato nel potenziamento della forza. Buongiorno Massimiliano. Buongiorno Bernardo, buongiorno a tutti in studio. Mi chiamo Massimiliano e sono un personal trainer specializzato nell'allenamento della forza. Ecco, noi oggi in questi collegamenti che faremo nel corso della mattinata andremo proprio, approfittando delle attrezzature pubbliche della pineta di Barcola, le cosiddette attrezzature del calisthenics, andremo a dare delle pillole di informazioni proprio riguardo all'allenamento del corpo libero, riscaldamento, lo stretching, i falsi miti, gli errori più comuni, e quindi assieme alla competenza di Massimiliano Baroni li andremo a sfatare, proprio perché la prova costume per molti è importante, per alcuni lo è meno, alcuni si allenano tutto l'anno, qualcun altro si allena solo da gennaio in poi, qualcuno comincia il lunedì, insomma ci sono tanti aspetti che abbracciano un po' tutti i cittadini. Sì, oggi fra l'altro è martedì, quindi noi abbiamo cominciato ieri ma a telecamere spente, ma al di là di tutto ci sono tanti aspetti legati all'allenamento. Noi cominciamo in questo primo nostro collegamento nel parlare della base, fondamentalmente, che è il riscaldamento. Massimiliano, cosa intendiamo per riscaldamento e come lo dobbiamo fare? Allora, il riscaldamento è una delle cose più importanti quando si inizia, perché ci permette di aumentare la temperatura corporea, che è quello che noi vogliamo, perché come una giornata come quella di oggi, dove in realtà dovrebbero esserci 40 gradi, ma in realtà ce ne saranno neanche 20, abbiamo assolutamente bisogno di portare su la temperatura per iniziare a scaldare tutte le fasce muscolari e iniziare a muoverci, cercando di evitare il più possibile qualunque genere di infortunio che potrebbe venire se partissimo a fare cose abbastanza difficili a freddo. E questa è la cosa che ci interessa di più nel riscaldamento. Ecco, noi oggi attraverso questi attrezzi, qual è il nostro riscaldamento ottimale che potremmo fare? Allora, purtroppo in termini di allenamento e riscaldamento si parla di un riscaldamento prevalentemente aspecifico e poi specifico. Cosa si intende? Aspecifico è quello che noi cerchiamo di fare al di là di quello che è il gesto motorio che andiamo effettivamente poi noi a fare. Faccio un esempio pratico: un esercizio specifico per il rinforzo muscolare possono essere le trazioni, ok? Quindi ci aggrappiamo alla sbarra e iniziamo a sollevarci. Questo però è un gesto che richiede del riscaldamento aspecifico prima, quindi dobbiamo iniziare a muovere il più possibile le nostre articolazioni, cercando di portare più liquido sinoviale all'interno delle stesse in modo tale da muovere bene tutto quanto. Prima di fare tutto questo però una base è quella di alzare la temperatura corporea, come ho già detto, e quindi come la facciamo? Una cosa di base può essere quella di fare qualche giro di campo, quindi una piccola corsetta, un po' di corda per chi la sa fare, oppure un'altra cosa specifica, una piccola corsetta sul posto,
in modo tale da sentire che iniziamo piano piano a sudare, che in queste giornate non è che sia proprio tanto difficile, perché a parte oggi che è l'unico giorno esatto, oggi abbiamo scelto la giornata fresca fondamentalmente. Esatto, abbiamo avuto fortuna. E anche farla apposta. Esatto, di conseguenza prima si parte con un riscaldamento aspecifico, quindi cerchiamo di fare un pochino di corsetta e poi iniziamo a mobilizzare parti del corpo importanti che andranno a essere toccate con l'esercizio, per esempio delle semplicissime alzate del collo, dei no con la testa o delle circonduzioni, in modo tale piano piano 20-30 per lato, in modo tale proprio da iniziare a muovere la cervicale, che di solito è uno dei punti più problematici che vengono colpiti nelle persone anche super normali, che decidono subito di muoversi e che magari non fanno per tanti mesi nessun genere di sforzo e poi iniziano di base a subito prendersi e iniziare da zero a fare le cose più difficili. Invece no, bisogna sempre fare le cose graduali e farle con criterio, quindi riscaldare bene il collo, passare a movimenti delle spalle come circonduzioni, anche qui un 20-30, cambio giro, cose di questo genere, passare a riscaldare bene i polsi, le anche, il bacino e così via. Questo è un riscaldamento aspecifico, ok? Quindi dopo che una ventina di minuti massimo abbiamo dedicato il nostro tempo a questa situazione dove ci sentiamo belli caldi e pronti a iniziare, possiamo iniziare con un riscaldamento specifico in quello che effettivamente decidiamo di andare a fare. Come abbiamo detto prima, abbiamo deciso di andare a fare le trazioni, quindi in base al nostro livello di partenza inizieremo a scaldarci facendo qualche trazione alla sbarra in base a quella che è la nostra programmazione e quello che decidiamo noi poi di fare durante la giornata. Allora, noi ora, Laura, ti restituiremo la linea. Tra poco, mentre noi ci riscaldiamo, proprio per non incorrere in infortuni, facciamo vedere qual è il metodo corretto per fare le trazioni alla sbarra. A questo punto andremo a vederle. Lancio anche un assist all'assessore che, essendo stata assessore ai lavori pubblici a Pordenone, strutture di questo tipo sono sempre più richieste dalla cittadinanza e quindi immagino che anche nel comune di Pordenone e un po' in tutta la provincia, ma un po' in tutto il Friuli Venezia Giulia, sia forte la richiesta di installazioni di questo tipo. Può essere uno degli argomenti anche per voi in studio. Grazie Bernardo Durotte, suo ospite, per questo primo collegamento insomma sulla salute. È vero, c'è questa richiesta, no, da parte delle persone che sempre più insomma vogliono tenersi in forma, vogliono fare così attività all'aria aperta. Poi si è visto anche nel periodo del Covid che c'era proprio questa esigenza, no, di uscire, di essere in mezzo alla natura. Qui abbiamo visto, siamo a Barcola, no? Quindi, però insomma sono tanti contesti in cui possono essere inseriti questi attrezzi che non sono poi particolarmente impegnativi forse. No, però, assolutamente, però fare, è vero, sono molto richiesti soprattutto nei parchi urbani all'interno delle città, perché consentono appunto di avere una palestra all'aperto a disposizione della cittadinanza che ha scoperto durante la pandemia molti luoghi magari all'interno delle proprie città che non conoscevano, il classico parchetto sotto casa, ma poi ci sono dei parchi più quotati perché magari più belli, più attrezzati, però alcuni sono stati proprio scoperti durante la pandemia ed è chiaro che nell'andare le amministrazioni comunali a recuperare o a mantenere insomma il proprio patrimonio, spesso e volentieri c'è la necessità di inserire appunto tutta una serie di attrezzi. A Pordenone l'abbiamo fatto in un'area verde acquisita insomma abbastanza recentemente, grazie tra l'altro a un finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia per lo sviluppo di un parco tematico a favore dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, soprattutto finalizzato a far conoscere no, queste tematiche a tutte le generazioni, in particolare nel mondo dell'imprenditoria. All'interno però dell'area del parco abbiamo fatto un progetto insieme alle scuole, una terza e poi diventata quarta del liceo classico di Pordenone, il Leopardi Majorana, che hanno proprio voluto inserire gli attrezzi come proposta. Della scuola, no? Esatto, sì. Una bella cosa sicuramente questo, per promuovere anche una cultura
cura del benessere fisico, della salute in generale. Assessore, ieri avete dato il primo ok, lo leggiamo oggi sul giornale, l'assestamento estivo, che sarà poi la partita più importante, no? dall'inizio del nuovo Consiglio regionale. Sì, così. Decisamente, perché il Presidente ha voluto dare un indirizzo forte a sostegno delle amministrazioni dei territori, in particolare in questo momento decisamente insolito, nel senso che le amministrazioni sono tutte impegnate a mettere a terra i fondi del PNRR con attività che riguardano scuole, strade, ponti, asili, palestre, quindi tantissime attività in corso. L'aumento dei costi è stato particolarmente impattante sui quadri economici di opere che sono partite intorno al 2021 e quindi la Regione vuole essere al fianco delle amministrazioni sia per sostenere queste iniziative che per sostenere tutta una serie di iniziative collaterali. Faccio un esempio molto semplice: c'è stato un bando PNRR per gli asili nido e per le scuole materne. Molto spesso le amministrazioni non hanno i fondi, per esempio, per sviluppare quello che è il giardino o la parte esterna, che è comunque una parte integrante ovviamente di queste strutture. Con la Regione, attraverso lo scorrimento dei propri bandi, è in grado, grazie all'assestamento, di poter finanziare iniziative di questo tipo, così come moltissime altre iniziative su tutti ovviamente gli assessorati che vanno appunto da bonifiche di tipo ambientale piuttosto che sostegno all'economia. Molto verrà fatto per i trasporti, in particolare per la transizione ecologica del nostro sistema di trasporto pubblico locale. Avere autobus non inquinanti chiaramente dà un contributo molto forte alla riduzione dell'inquinamento delle nostre città, così come i nuovi treni che circoleranno sulle linee regionali, che consentono di aumentare il comfort all'interno del treno, perché le distanze per esempio tra i sedili non sono quelle che creano l'effetto sardina, ma attrezzato ovviamente con la possibilità di collegarsi all'interno del treno e quindi di ricaricare il telefono piuttosto che il computer, pur essendo un treno regionale insomma, e quindi la tecnologia aiuta ovviamente a migliorare il comfort di viaggio. Insomma, sono tutte realizzazioni, immaginiamo, molto attese anche dai comuni per quanto riguarda l'applicazione del PNRR. Lo vediamo tutti i giorni anche noi, no? Con le varie opere pubbliche, a cominciare dalla Galleria di Piazza Foraggi di cui abbiamo parlato prima, e questa lievitazione dei costi e tutte le problematiche che attanagliano tante amministrazioni comunali, anche quella di Trieste, è vero? Allora, abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, sono in linea, dottoressa Bucarella. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei e alla sua ospite. Buongiorno siccome prima avete toccato il discorso del Porto Vecchio, dell'Ovovia, volevo chiedere alla gentile assessora se è a conoscenza, anzi sarà senz'altro a conoscenza, della legge 190 del 2014, ripresa con la legge 205 del 2017. La legge 190 del 2014 dice chiaramente che il Porto Franco Nord, detto Porto Vecchio, va nella disponibilità del comune. Il comune dà gli indirizzi urbanistici e mette in vendita con le regole nazionali oppure europee. La legge 205 del 2017, che richiama la 190, dice chiaramente, in base al trattato di pace firmato a Parigi, l'allegato ottavo, quindi la Regione non può investire come altri, non può investire niente come anche il Comune, non può investire niente sul Porto Franco Nord. Possono solamente metterlo in vendita con le regole nazionali europee, che se non erro sono le regole che i beni vanno messi all'asta al migliore offerente. Là invece vengono spesi soldi, vengono fatti progetti per l'Ovovia e via dicendo.
Porto Vecchio, quindi. Allora, grazie al nostro telespettatore. Diciamo che ripetiamo spesso, insomma, questa questione qui a Sveglia Trieste, grazie al nostro telespettatore che ce la riporta all'attenzione, l'ha fatto nuovamente anche oggi, la questione appunto del trattato di pace, dell'allegato ottavo relativo al Porto Vecchio, e dice, signore, è tutto, insomma, secondo lui non legale quello che si sta preparando, quello che si sta progettando all'interno del Porto Vecchio. Beh, io dico questo, sicuramente abbiamo un livello di professionalità all'interno dei nostri enti, parlo di Regione, così come il Comune di Trieste, dove ho avuto la fortuna di poter lavorare 2 anni, dal 99 al 2001, tale da approfondire ovviamente i termini di legge. È chiaro che per legge le amministrazioni pubbliche, se hanno la possibilità di essere soggetti attuatori all'interno di un contesto di rigenerazione urbana così importante come quello di Porto Vecchio, gli sia consentito di poter intervenire per realizzare le infrastrutture necessarie a renderlo appetibile anche per quelle quote che verranno sicuramente vendute o che sono già state vendute all'asta secondo le procedure stabilite dalla norma. Quindi viabilità, marciapiedi, ciclabili, la riqualificazione dei molli, la possibilità di installare illuminazione pubblica, cioè tutti quelli che sono i servizi essenziali, altrimenti all'interno del Porto Vecchio non ci si muoverebbe e non ci sarebbe la possibilità nemmeno di rendere appetibili i lotti da vendere e di conseguenza la loro riconversione. Io da quando ho cominciato a studiare all'università ho sempre sentito parlare appunto della riconversione, rigenerazione, restituzione alla vita della città di Trieste e del Porto Vecchio. Credo che sia un'occasione unica e rara quella che stiamo vivendo adesso, e quindi penso che vada assolutamente sostenuta. L'alternativa è vederla recintata, vederla dall'esterno e vederla sempre di più soggetta a degrado, un po' come succede per esempio in tante caserme nel nostro territorio regionale, infatti, o di siti industriali magari dismessi. Ecco, credo che quello sia una cosa da perseguire, no? Una volontà non solo politica ma di tutta la nostra comunità di vedere questi luoghi restituiti alla vita. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, ancora in compagnia dell'assessore Cristina Mirante e anche del nostro Bernardo Gulotta, dall'attrezzatura Calisthenics in quel di Barcola, per vedere un altro pezzo così di allenamento, di preparazione all'allenamento. A fra poco. Bentornati a Sveglia Trieste. Allora, sempre in compagnia di Cristina Mirante, assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, e ci colleghiamo subito con il nostro Bernardo Gulotta, perché vediamo l'allenatore signor Massimiliano molto impegnato in questo esercizio ginnico. Allora, a te la linea nuovamente, Bernardo. Sì, era più tipo una prova da militari, no? Quelle che fanno nel periodo di leva, passare sulla lunga, diciamo, scalinata orizzontale. Ma al di là di questo, abbiamo fatto una fase di riscaldamento noi prima, fuori onda, ma ancora prima di cominciare, quindi siamo pronti per l'esercizio delle trazioni. Esatto. Facciamolo vedere Massimiliano, non a caso lui ha maniche corte, io sono con la felpa perché lui ha fisico da far vedere, io no, quindi meglio che lo faccia lui, io poi mi cimenterò, tanto la figura di M sono abituato a farla, quindi uno in più, uno in meno non cambia. Massimiliano, come facciamo correttamente le trazioni? Allora, innanzitutto spieghiamo che cosa sono le trazioni. Semplicemente sono un esercizio che ci dà la possibilità di lavorare tutto l'upper back e tutti i dorsali, ok? Perché sono importanti? Perché sono una massima rappresentazione di forza del corpo umano e di quella che è la trazione, per l'appunto, perché noi, essendo sviluppati su più piani, possiamo spingere, possiamo tirare, e questa è una delle cose più importanti che dobbiamo saper fare assolutamente se vogliamo sviluppare forza generale. Allora, ve la faccio vedere da qui. Allora, si aprono più o meno le braccia un pochino più aperte della zona dell'ampiezza delle spalle, e da qui, contraendo bene l'addome, deprimendo le scapole, quindi dopo solo aver stabilizzato bene l'omero, traziono e cerco di portare il mento barra il naso oltre quella che è la sbarra.
cercando di controllare il più possibile il movimento, che è la parte più importante di tutti gli esercizi di forza. Quindi dobbiamo sviluppare prima una coordinazione motoria e poi cercare il più possibile di utilizzare il nostro corpo per andare su, contraendo bene i muscoli, evitando qualunque genere di slancio possibile, perché questo in realtà creerebbe un compenso che non ci fa assolutamente allenare, anzi ci deallena. E adesso prova Bernardo. Io sbatto il naso però là, probabilmente. Ma infatti non a caso abbiamo preparato un facilitatore. Allora, per i bambini abbiamo installato l'elastico, così, per i bambini. Dopo provo anche quello, diciamo, per gli adulti, però in principio anche per far vedere. Così forse potrei farlo anch'io, vediamo, non lo so. Serve a darsi lo slancio per poter avere quel supporto in più, no? Massimiliano? Allora in realtà ma bravo, dai Bernardo. Allora il discorso è questo. Qui Bernardo sta facendo l'esercizio tendenzialmente giusto, ma siamo ancora in una fase di riscaldamento specifico dove prima di iniziare a lavorare senza elastico stiamo cercando di riscaldare ancora un attimino il corpo su quello che è il gesto motore che andremo a fare. Ora Bernardo sta facendo l'esercizio corretto, adesso non deve mollare qui e tornare subito su, che questa è la parte difficile, perché altrimenti succede quello di cui parlavo prima, cioè lui arriva giù qua, rilassa i muscoli. Devo togliere l'anello perché tranquillo. Ok. Allora, intanto mostro esattamente quello che stavo dicendo. Se noi da qui facciamo questo e arrivo giù mollando completamente il corpo, non controllo la pancia, non controllo il corpo, non controllo niente, in realtà qua il mio muscolo è semplicemente in allungamento, non ha nessuna forza, niente, si sta tenendo su ma tramite le mani. Quello che mi interessa è andare su, controllare il movimento e appena sto cercando di chiudere l'allungamento, ritornare su, non fare cose di questo genere dove mi do slanci. Non bisogna mollarsi fondamentalmente. Esattamente, bisogna tenere il controllo totale del proprio corpo durante tutta l'alzata, che questa è la parte più importante in assoluto, ed è il piccolo errorino che stava facendo lui durante l'esercizio con l'elastico in riscaldamento, che andavo troppo in giù fondamentalmente. Lui semplicemente scendeva e quando scendeva completamente rilassava. Esatto, e questo rilassamento è una qualcosa che noi non vogliamo assolutamente che succeda, deve essere sempre tutto controllato e sempre tutto in contrazione. Bene. Facciamo una prova. Va bene, d'accordo. Non scappi. Lì o lì? Facciamo qui ancora che siamo ancora in riscaldamento. Allora per i bambini, allora facciamo hop. Ok, adesso cerchiamo di... Mi manca un piede, ok. Partiamo da giù. Depressione scapolare, controllo bene la pancia e vado su. Perfetto, quello che riesco. Scendo piano e da qui riattivo tutto e salgo su. Esattamente. Perfetto, bravo. Bravissimo. Bravissimo il nostro Bernardo Culotta. 3, stop. Benissimo. Meno male che hai detto stop. Ottimo. Meno male che hai detto Laura, stop. io te lo consiglio con un primo approccio con l'elastico necessario per chi come me è abituato a giocare a calcio e non male e non tanto a tirarsi su con questi pesi. Ora, quindi chiaramente scusami se interrompo, dico una cosa. Allora, è logico che qua stiamo parlando di persone che tendenzialmente sono abbastanza atletiche o comunque giovani che si muovono. Il problema è cosa succede se una persona anche anziana che ha assolutamente bisogno di fare un movimento di questo genere decide di fare una cosa di questo genere. È ovvio che non lo può fare con un elastico, è ovvio che non lo può fare tranquillamente da sola tirandosi su, quindi semplicemente faremo un percorso facilitato, ovvero tramite una sbarra di una determinata altezza che qui non abbiamo, con i piedi per terra, la simuliamo però, ok, cercheremo di far fare alla persona un lavoro di questo genere dove cercherà di escludere il più possibile le gambe e cercherà di trazionare il più possibile semplicemente con la schiena. Quindi molto lo semplice, posso fare anch'io, però Bernardo. È un tipo di movimento che consiglio veramente a tutti, da qualunque età, dal giovanissimo che si approccia a questo genere di cose con una preparazione atletica alla persona anziana che vuole cercare il più possibile di mantenere forza per evitare la sarcopenia. Ecco, il tuo ospite mi ha anticipato perché era proprio la domanda che volevo fargli, no? Se appunto c'è anche un modo di allenarsi, gli esercizi, anche per chi ha qualche anno in più, diciamo, no? Sì. Ecco. Per chi ha qualche anno in più, sì. E dopo adesso magari vi restituisco la linea e dopo parleremo anche di quelli che sono gli esercizi diciamo più facilitati per chi ha una certa età, già questo
che ha descritto Massimiliano Baroni è uno, cioè la sbarra all'altezza, diciamo, in modo tale che non si sacchino i piedi. Esattamente. E dopo praticamente andare giù e tirarsi su. Sì, vediamo se troviamo una sbarra. Adesso vediamo, forse lì in fondo ce n'è una. Vediamo. Andiamo a vedere. Benissimo. Laura, ci ricolleghiamo tra poco. Va bene, d'accordo, grazie per il momento. Allora a te e al tuo ospite, è sempre interessante insomma vedere le varie fasi, no, dell'allenamento possibile anche appunto per tutte le fasce d'età, no? Perché no, è forse chiaro che bisogna, bisogna stare così in salute a qualsiasi età. Sì, qui siamo in una città abbastanza anziana, lo dicevamo prima anche fuori onda, no? Insomma, poi riguarda un po' tutta la regione, però diciamo che Trieste e Gorizia forse sono ancora più così in là con gli anni, però ha una popolazione anche abbastanza attiva, no? Anche tra gli anziani. Assolutamente sì. So che siamo abbastanza attenti alla salute, è vero? Sì, è vero, è una popolazione che fa attenzione, fa molto sport, forse noi politici un po' meno, soprattutto dopo una campagna elettorale, guardavo ammirata gli esercizi, ma insomma adesso almeno ho ripreso a camminare come attività sportiva. È la stessa cosa che ho fatto anch'io, insomma, perché non sia mai tempo, almeno la camminata, quella sì, dai, fa bene comunque anche questa. Allora abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? C'è qualcuno in linea? Allora, c'è qualcuno? Eccoci, buongiorno signora. Buongiorno. Buongiorno. L'ascolti, non mi servivado IMU di pagare a casa. Cosa fa? Anche lei, ecco, è un'altra telefonata di questo tipo. Allora, prima l'assessore ha risposto anche a un'altra telefonata del genere, evidentemente l'assessore si è informata proprio anche a livello personale. Sì, esatto. Allora, che cosa deve fare la signora? Allora, quello che mi è stato risposto dal comune che ho contattato... non sento niente. Non si sente. Ci ascolti? Non sento niente. Allora signora, può chiudere la telefonata, le rispondiamo attraverso la televisione, ci può ascoltare attraverso la televisione, va bene? Sì, facciamo sì, così? Sì, perfetto. Sì. Allora grazie, intanto ci ascolti. Allora ascolti quello che hanno risposto appunto l'assessore Cristina Mirante nel comune di Pordenone, immagino? Sì, esatto, quest'anno lo stesso anche qui, no? Sì, vale ovviamente per tutta la regione, essendo cambiata la tipologia del tributo, infatti non si chiama più IMU, si chiama ILIA, però di fatto l'anticipazione che va pagata entro questo venerdì, il 16 di giugno, può essere pagata anche senza il bollettino con lo stesso importo dell'anno precedente, quindi del 2022. Poi sarà il comune a trasmettere tutta la documentazione in modo tale da poter conguagliare, quindi nella seconda rata che è prevista quest'anno il 18 dicembre, con quello che è la differenza eventuale se ci sono state delle modifiche stabilite dal singolo comune. Ecco, quindi questi gli adempimenti insomma, di questo periodo intenso di scadenze fiscali, soprattutto di imposte. Allora, intanto stiamo sempre vedendo il nostro Bernardo Gulotta con il suo ospite Massimiliano Baroni che stanno così preparando il prossimo collegamento. Volevo chiedere ancora all'assessore Amirante, ne abbiamo parlato tanto ed era assolutamente imprescindibile insomma, nella prima parte della nostra rassegna stampa della scomparsa di Silvio Berlusconi. Anche lei ha qualche ricordo legato appunto alla presenza in regione, no, di Silvio Berlusconi, che era spesso qui a sostegno proprio dei candidati alle elezioni locali, regionali, eccetera. Infatti era sempre presente di persone. Io lo ricordo che ero ragazzina quando era mio papà a fare politica in famiglia come assessore del comune di Gorizia, venne diverse volte la città di Gorizia e poi l'ho conosciuto appunto quando mi sono candidata la prima volta a Pordenone nel 2016 per le comunali, e dicevamo prima sembrava immortale, insomma la notizia ieri ha sorpreso ovviamente anche me. Dispiace perché è stato veramente un uomo politico che ha caratterizzato la storia degli ultimi 30 anni e del nostro paese, e sicuramente insomma da
iscritta a Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni fu la più giovane ministro durante proprio un governo Berlusconi, quindi sicuramente ha ereditato una parte importante di quella che è l'eredità politica di Silvio Berlusconi, pur essendo in due partiti differenti del centrodestra, ma sicuramente insomma quello che è stato il suo progetto politico fin dagli anni 90, insomma, ci ha coinvolti un po' tutti. Sicuramente dispiacciono le polemiche, parlo del caso di Pordenone, i 2 consiglieri comunali che non hanno voluto alzarsi in piedi nel minuto di ricordo. Io credo che non sia questo il modo democratico di fare politica, penso che tutti abbiano diritto al ricordo e al riconoscimento della propria figura, e quello che è avvenuto, insomma, credo che sia una cattiva dimostrazione del modo di fare politica, insomma, negando il rispetto, perché insomma non è restando in aula che si rappresenta un rispetto a una persona che avrebbe potuto tranquillamente fare l'imprenditore, seguire la sua grande passione per il calcio, e invece mettendosi in politica ha fatto un servizio per la comunità, perché è sicuramente il proprio tempo e il modo in cui lo si intende dedicare è quando lo si investe nella comunità, che sia in un'associazione o sia all'interno di un'istituzione politica, lo si fa proprio perché si ha una grande generosità, un'idea, una visione, un progetto che può non piacere, però che merita sicuramente rispetto. Fra l'altro diceva il papà assessore nella giunta Valenti, no? Se non sbaglio, sì, a Gorizia, e lo sa, fra poco ci sarà in studio qui il sindaco attuale di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che lei conosce. Quindi, sì, assolutamente, molto bene da diverso tempo. Ecco, quindi avrete modo insomma un attimo di incontrarvi. Abbiamo un'altra telefonata e poi però dobbiamo anche andare da Bernardo Gulotta, credo. Lo vedo pronto, allora colleghiamoci subito con... allora, c'è la telefonata? Sì, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? No, c'è qualche difficoltà, allora torniamo subito da Bernardo, vediamo se riusciamo a recuperare poi la telefonata. Bernardo, allora ti vedo nuovamente in collegamento, sempre con il tuo ospite, che cosa ci proponi adesso? Cosa ci propone adesso Massimiliano Baroni? Intanto abbiamo uno strumento che può essere utile per diciamo un avvio di quella che è la pratica dei piegamenti sulle braccia, spieghiamolo. Allora, ci sono 2 strumenti secondo me che sono veramente fondamentali per qualsiasi persona voglia approcciarsi al mondo dell'allenamento fisico. Uno di questi è uno yoga block. Costa niente, eppure è fondamentale, ora spiegheremo perché. È leggero, non è un mattone. Leggerissimo, ok? Si può trovare anche in sughero. E l'altro è per l'appunto l'elastico. Perché sono fondamentali questi strumenti? Per un motivo molto semplice, perché ci permettono di creare delle progressioni quando il nostro corpo ancora non è in grado di utilizzare determinati range di movimento e non siamo ancora completamente forti. Ora, che cosa potremmo fare? Semplicemente una persona che ha già sviluppato una determinata forza ma vuole aumentarla ma non ha quel range di movimento, deve per forza trovare un escamotage per riuscire a guadagnare quella forza in quel range di movimento. Ovvero, facciamo un esempio pratico, prendiamo una persona che è molto forte nel fare i piegamenti sulle ginocchia, ok? Quindi questi li fa normalmente, ma questi, fatti bene, ok? Non riesce a farli perché si ferma qui e poi cade, ok? Ecco che il blocco ci viene a dare una mano perché ci dà la possibilità, una volta posizionato, di creare un controllo motorio senza per forza sfracellarci al suolo. Quindi che cosa facciamo? Molto semplice, da qui ci posizioniamo, cerchiamo di contrarre bene i glutei, contrarre bene la pancia, iniziamo a scendere cercando di raggiungere il blocco. Appena lo tocchiamo ci fermiamo mantenendo il controllo e torniamo su. Quello che non deve succedere è che mentre scendo mi appoggio e muoio sul blocco, così è totalmente inutile. Però piano piano creare una progressione per la quale noi andiamo piano piano a raggiungere il blocco nel corso delle settimane ci permetterà poi di rimuoverlo e aver creato il range di movimento che ci permetterà di andare a terra. Questo è uno strumento efficacissimo,
utilizzabile anche con persone di una certa età, che magari pensano di non poter fare più determinate cose come avevano 20 anni, ma in realtà poi nel giro di pochi mesi si trovano a fare le cose che facevano prima o che magari non hanno mai fatto, proprio grazie a questi strumenti intelligenti pensati per persone normali. Una volta che si toglie quello, perché si è raggiunta una determinata soglia di bravura, il movimento deve più o meno restare diciamo ipoteticamente all'altezza di quel blocco, si può andare più, o si deve andare più in giù? Se abbiamo sviluppato una buona progressione, ci siamo rimasti bene per lungo tempo, automaticamente succederà che qualche centimetro sotto il blocco riusciremo ancora a controllare, poi la forza non l'avremo più e dovremo creare una nuova progressione per raggiungere questo ultimo livello di controllo. Faccio un esempio pratico per capire: il blocco era qui, sì, arrivavamo qui, ovviamente già il fatto di metterlo da così a così mi dà un nuovo range di movimento, quindi, esatto, quindi riesco a scendere di più e ricreo la stessa progressione sul blocco messo così. Quando sarò veramente forte e anche quest'ultimo step l'avrò ottenuto, basterà togliere il blocco e mettere un qualcosa di leggermente più sottile, un libro, una qualunque altra cosa, un cuscinetto, qualunque cosa che ci permetta di sviluppare il controllo anche in quel range di movimento. Ok. Molto semplice. Questo per adesso, Laura, vi restituisco la linea perché vedo che mancano pochi minuti anche al cambio ospite, quindi ci risentiamo subito dopo le 9. Grazie a Bernardo Gulotta e a suo ospite. Fra l'altro ci servirà anche più tardi avere altri dettagli, insomma, su come magari smaltire una colazione troppo abbondante, perché come immaginerai, Bernardo, il sindaco di Gorizia, ci sta portando anche le brioche, quindi sarà utile sicuramente. Allora, una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Carissimi, buongiorno, Enrico di Trieste. Enrico, buongiorno. Un saluto alla conduttrice e all'ospite, alla quale volevo fare una domanda. Prego. Scusate, prima ha trattato della conversione ecologica dei mezzi pubblici, quindi il passaggio dal combustibile endotermico all'elettrico, ma riguarda anche i pannelli fotovoltaici e altre cose. C'è però qualcosa che non viene mai detto dai politici in queste declaratorie e neanche dalla nostra regione, e cioè l'insufficienza strutturale e funzionale di tutta la rete elettrica. Sappiamo tutti che attualmente la nostra distribuzione elettrica non prevede, non è in grado di provvedere l'alimentazione della mobilità elettrica, se non di poco, qualche unità, qualche decina di unità. E lo stesso vale anche per il fotovoltaico e per l'automobile elettrica privata. L'ampliamento con efficacia dell'uso dell'elettrico richiede necessariamente a ristrutturare tutta la rete regionale, quindi ristrutturare gli elettrodotti, sia volanti che interati, tutte le sottostazioni, tutte le cabine dei quartieri. Già oggi, e questo lo sapete bene tutti, nei massimi picchi di calore con tutti i condizionatori aperti succede che saltano alcune cabine elettriche, già nelle condizioni normali. Per di più ricordo che l'installazione delle colonnine di ricarica condominiale comporterà costi enormi di rifacimento di tutti gli impianti interni, e lo stesso anche per il fotovoltaico, anche perché sappiamo che un carico sulla rete, se non c'è un consumo proporzionale, va a incidere sulla tenuta degli impianti. Allora la domanda, altre due domande secche, poi chiudo all'ospite. La Regione, prima domanda, la Regione ha già progettato le fasi di ristrutturazione delle nuove reti elettriche e definiti i costi? Seconda domanda, la Regione sta già concordando i nuovi contratti nazionali ed extranazionali per acquistare energia elettrica eccedente l'attuale budget, in quanto sappiamo che l'attuale disponibilità non sarà sufficiente. Ricordo come chicca che rispetto agli altri paesi europei nell'alimentazione dell'auto elettrica siamo indietro di circa 50 volte. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei Enrico, buona giornata a lei. Allora, attento il nostro telespettatore, assolutamente. Molto preparato. Faccio due considerazioni. La prima è che a livello regionale non tutta la transizione dei mezzi di TPL riguardano l'elettrico, è stata fatta una differenziazione a seconda delle caratteristiche
politiche anche geografiche e delle estensioni delle linee, in particolare dell'extraurbano. Faccio l'esempio di Pordenone perché Pordenone ha scelto il metano liquido, che è un sistema che toglie le emissioni dannose, che sono quelle di ossido di azoto, e riduce ed è prossimo allo zero la riduzione delle polveri sottili. Il passaggio successivo dal metano liquido, che ovviamente non è completamente ecologico, al biometano liquido, invece, che utilizza tutti gli scarti di produzione dell'agricoltura. Giovedì ci sarà un incontro dai Conti di Porcia, sempre in provincia di Pordenone, in cui parleremo proprio di questo possibile carburante, diciamo, soprattutto del futuro. E quindi intanto non è tutto in elettrico, proprio perché siamo consapevoli che, come diceva correttamente lei, le reti non sono adeguate a una conversione, no, di tutto ciò che è adesso il motore termico verso il motore elettrico. L'altro aspetto che posso dirle è che non è la Regione ma lo Stato, sempre tramite il PNRR, che sta facendo un piano in tutte le province della regione Friuli Venezia Giulia di nuove cabine primarie, in modo tale da rafforzare insieme alla rete la capacità ovviamente di sostenere in particolare la produzione nel fotovoltaico, che arriverà non solo a seguito del PNRR e comunque dell'applicazione del 110, ma soprattutto da quella che è la nuova norma sulle comunità energetiche. Per quanto riguarda la sua seconda domanda, il mio collega Scoccimarro, che si occupa di questo, mi dispiace non poterle dare la risposta, ma magari la prossima volta, quando torno, cercherò di avere l'informazione. Benissimo, e volevo ancora chiederle, ieri parlavamo con il sindaco di Dunaurisina della prevenzione per gli incendi. Quest'anno non sembra siccitoso come l'anno scorso, però è bene sempre comunque prepararsi, no? Certo. Molti degli incendi l'anno scorso scoppiavano proprio nelle prossimità delle ferrovie, della linea ferroviaria. Si sta facendo un piano per proprio prevenire questo fenomeno? Di solito le ferrovie hanno sempre attuato un piano di pulizia, diciamo, non solo di diserbo ma proprio di taglio delle alberature dei cespugli in prossimità, con una fascia di una certa dimensione dal binario, proprio per scongiurare gli incendi o il rischio caduto durante i fortunali, insomma, i temporali estivi di rami e ramaglie che possano in qualche modo mettere a rischio la linea. Sicuramente l'anno scorso la straordinarietà del caldo e della siccità non ha consentito comunque, nonostante le pulizie che vengono fatte periodicamente, di prevenire in modo sufficiente. È chiaro che quest'anno sicuramente l'attenzione è maggiore su tutto il tracciati regionali, proprio perché insomma, quello che è accaduto l'anno scorso ha insegnato molto, anche se quest'anno appunto vediamo come le precipitazioni sono completamente differenti, e questo dovrebbe metterci al riparo, no, dal rischio che si ripresenti, insomma, la situazione dello scorso anno. Allora, grazie all'assessore Cristina Mirante per essere stata con noi. Torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste, se si è trovata bene. Grazie, volentieri, molto volentieri. Grazie molte. Noi ci dobbiamo fermare per un po' di pubblicità. Fra pochissimo, come vi dicevo, ci sarà con noi il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, quindi a fra pochissimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste, diamo subito il buongiorno e ben arrivato al sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Buongiorno. Ma buongiorno a lei, buongiorno allo studio, buongiorno ai tantissimi telespettatori. Grazie di essere qui. Abbiamo già anticipato, insomma, che ci ha portato le brioche, quindi mi avete già sgamato, ma lei già sgamato. Forse sa che un suo collega, sa che negli Stati Uniti c'è il nome, poi c'è il nomignolo detto, sì, e il cognome. È un suo collega per tanti anni, ma penso che continui ancora a chiamarmi così, Rudy Croissant Ziberna. Ecco, infatti, quindi questo collega, fra l'altro, è anche collegato con noi in questo momento dalla palestra me l'ha detto, palestra cielo aperto di Barcola, per fare un po' di ginnastica insieme, no? Eccolo qui. Non capisco il riferimento alla mia persona, però io sono atletico, si vede, no? Infatti è proprio per questo il riferimento. Allora, Bernardo, ciao Bernardo. A te la linea, ti saluta il sindaco. Buongiorno
Buongiorno Lauro, buongiorno al sindaco Rudy Croassanzi Berna, perché ormai se l'è detto da solo, quindi a questo punto riciclo il soprannome che abbiamo dato tanto tempo fa, con affetto ovviamente, nessuno scherno, ci mancherebbe, in completa e 100% totale amicizia. Sempre in compagnia di Massimiliano Baroni, adesso facciamo vedere al sindaco di Gorizia gli esercizi per gli squat, che lui sa fare benissimo, lo facciamo con l'elastico innanzitutto e poi a corpo libero. Massimiliano. Allora, iniziamo subito a parlare di squat, ovvero una cosciata classica, un movimento per le gambe che devono saper fare tutti, perché nella vita di tutti i giorni semplicemente mi devo sedere sul divano, mi devo alzare dal divano o dalla sedia o dal water o qualunque altra roba, devo avere questi muscoli assolutamente ben sviluppati. Come facciamo però a farlo bene evitando di farci male? Allora, innanzitutto utilizziamo una variante per spiegare magari a una persona che non è abituata a farlo a utilizzare bene le gambe, e utilizzeremo l'elastico. Quindi come facciamo? Allora, ci inseriamo bene dentro e una volta messo bene in tensione l'elastico portiamo le punte dei piedi leggermente a 45 gradi in modo tale da liberare l'anca per poter scendere. Da qui cerco di sentire, con le gambe tese, più tese possibili, cerco di sentire la pianta del piede come marmellata completamente adesa al pavimento. Alzo bene le braccia e cerco di scendere portando le ginocchia in asse con quella che è la punta del piede, quindi cerco di aprire l'elastico e sedermi su me stesso. Da qui spingo verso l'alto e ritorno alla posizione iniziale. Lo rifaccio per almeno 5-10 volte. Quello che devo assolutamente andare a fare è cercare di incastrare il bacino, quindi la coxofemorale, in mezzo alle gambe, ok? Ed è una cosa molto, molto difficile da fare all'inizio, perché la maggior parte delle volte il nostro bacino non è assolutamente consapevolizzato e quindi invece di andare in antiversione farà questo e le ginocchia fileranno avanti, oppure ancora peggio faremo questo lavoro qui, che è una cosa che ovviamente va totalmente in contraddizione con quelli che sono i segmenti del corpo e rischiamo veramente di farci male. Di conseguenza, per iniziare ad approcciare a quello che può essere un esercizio abbastanza difficile come questo, una delle varianti più efficace è proprio quella di mettere questo elastico e spingere contro l'elastico e scendere e salire. Una volta fatto questo, ovviamente come progressione l'elastico non serve più e proviamo a fare la stessa. Facciamo il favore di camera, se posso, così ti giri. Ottimo. Ok, perfetto. Qua meglio? Ok. Cerchiamo di togliere l'elastico, magari ci mettiamo una sedia dietro, un cuscino abbastanza alto in modo tale da poter cercare di sedermici sopra e fare la stessa cosa che facevo prima, cercando di portare sempre il bacino ben incastrato all'interno come si chiama delle gambe. Massimiliano. Ok, questo è uno degli esercizi più importanti che possiamo fare per sviluppare la muscolatura delle gambe. Abbiamo una variante, un altro esercizio anche abbastanza importante per chi ha avuto problematiche in termini di magari menischi, crociati o cose di questo genere, cercare di lavorare magari tenendosi con un affondo, quindi una gamba avanti, una gamba dietro. L'obiettivo è sempre quello, la gamba davanti deve avere il più possibile il peso al 100% del piede, quindi centrarlo bene, spiattellarlo come marmellata e caricarci piano piano il peso sopra mantenendo un'angolazione di 90 gradi con la gamba davanti e una gamba avanti e la gamba dietro sempre a 90 gradi. Da qui spingo contro il pavimento e vado piano piano in estensione. Cerco di evitare il più possibile la massima estensione, questo potrebbe essere totalmente inefficace, quindi cerco di mantenere sempre la gamba bella carica, scendo e spingo. Perché mi tengo? Perché tenendomi ovviamente tolgo un piano di lavoro, di conseguenza non ho il problema dell'equilibrio e posso concentrarmi bene su sentire il mio muscolo che lavora, che è quello che mi interessa in una fase di ipertrofia, magari sviluppo di quella che può essere la forza su una gamba magari anche deficitaria da quello che potrebbe essere stato un problema. Chiaramente in caso di problemi consiglio sempre di sentire il proprio medico, il proprio fisioterapista che possa dare il nulla osta a un determinato genere di esercizio. Certo. Sindaco, qualche domanda?
Ma semplice, innanzitutto saluto Massimiliano, ci conosciamo benissimo perché Massimiliano sa che ogni mattina ci vediamo... Saluta il sindaco di Gorizia. Buongiorno sindaco. Ci vediamo ogni mattina 3-4 ore nella stessa palestra, io non riesco a stare un giorno senza quelle 3-4 ore. Però mi ha dato una grande idea. Io potrò istituire... Dice che vi trovate ogni giorno in palestra perché sindaco... Potrò istituire un nuovo ruolo nel... Sindaco è una persona allenata, sì. Potrebbe essere quello della controfigura, potrei usare una controfigura, potrei istituire nel mio ufficio di gabinetto il ruolo della controfigura, cioè un qualcuno che faccia al posto mio questi esercizi. Al posto suo, risolve in questo modo. È un'idea, Perché no, infatti. Complimenti. Complimenti davvero perché lo faceva sembrare semplice. Sindaco, ci sono a Gorizia dei posti, delle aree verdi dove sono installati attrezzi di questo tipo? Come no, negli ultimi anni, nel mio primo mandato, abbiamo realizzato 4-5 luoghi simili a questo a Gorizia, tutti in zona verde e tra l'altro sono tutti molto frequentati. Sono frequentati. E non soltanto da persone palestrate come vedo a CP, che lo invidio per la prestanza fisica e il preparatore atletico, ma da ragazzi, non vedo anziani, però effettivamente fare così. Il servizio che state considerando che... grazie. Così senti anche il sindaco. Così sente... Considerando che è compito del sindaco presidiare al benessere psicofisico di tutta la popolazione, apprezzo quello che state facendo perché sono tutte cose che uno davvero può fare a casa, perché non tutti se la sentono di indossare la tuta, andare in una palestra, poi è difficile far scattare l'emulazione quando hai 30 anni o 40 anni di differenza, perciò sono cose che io davvero invito i telespettatori a fare perché sono quei piccoli accorgimenti che attraverso una pratica quotidiana possono consentirti di vivere meglio, al di là di qua, vivere proprio meglio, perciò bravi voi, bravo il preparatore atletico. Dai, complimenti. Guardi sindaco, la ringrazio per aver detto queste parole. Prego. Sì, perché arriva un attimo in ritardo, però parli pure. La ringrazio per queste parole perché è molto vero, alla fine quello che conta più in assoluto è la qualità di vita e un buon allenamento ci dà proprio questo, anche qualche piccolo movimento ci permette di mantenerci con gli anni, evitare determinati tipi di acciacchi, ci mantiene in salute, fa lavorare bene il cuore, le catene muscolari si muovono, di conseguenza veramente minima spesa, massima resa. Bravi. Grazie mille. Bravissimi, davvero. Non abbiamo finito qui, però ora vi torniamo alla linea, dopo ci spostiamo anche alle parallele e faremo vedere altri esercizi. Infatti, c'è un altro, grazie per il momento sia a Bernardo che a Massimiliano per il collegamento, torniamo da voi fra pochissimo. C'è un altro telespettatore che è invece in procinto di fare ginnastica, il signor Claudio Visintin. Grande Claudio. Che saluta il sindaco di Gorizia e chiede se possiamo leggere la sua mail. Allora dice: saluto la gentile conduttrice e l'amico Rodolfo Ziberna, sono Claudio Visintin, mi scuso che non ho potuto essere presente e telefonare in diretta, ma mi trovo all'ospedale a fare la ginnastica riabilitativa, quindi anche da questo punto di vista è molto importante. Riprenditi in fretta Claudio, grande Claudio. Bravo Claudio che non manca mai di fare il suo lavoro di ginnastica. Allora dice, scrive anche una poesia per Gorizia, dice: Gorizia, città dell'estremo nord-est, crocevia di culture e lingue diverse, dove Italia e Slovenia si fondono in un abbraccio, offrendo al mondo arte e bellezze uniche, capitale della cultura 2025, cuore pulsante di una rinascita artistica dove l'arte e la poesia si sposano e la storia rimane impressa nella pietra antica. Sulle rive del fiume Isonzo le montagne circostanti abbracciano la città e un'atmosfera magica si respira mentre la cultura e l'arte sono in festa. Insomma, ci introduce, è bella, si può usare anche per promuovere. Ha un animo poetico, Claudio. È vero, ha un animo poetico e parla proprio di Gorizia, Nuova Gorizia 2025, Go 2025. A che punto siamo? Le chiedo, così approfitto della bella poesia del signor Claudio. Stiamo correndo, grazie al cielo, la Commissione europea che sta monitorando, come ha sempre fatto anche con Matera e con le altre capitali europee, lo stato di avanzamento dei lavori, ha affermato che perciò il cronoprogramma è rispettato. Abbiamo i cosiddetti small project, cioè piccoli progetti che abbiamo bandito con scadenza lo scorso aprile, sono andati benissimo, sono oltre 200
i progetti che sono giunti, ma solamente il 10, 15%, 20% potranno essere realizzati, e sono quei progetti che beneficeranno di un contributo dai 30.000 euro ai 200.000 euro andando verso la capitale europea, perché poi naturalmente nel corso della capitale europea avremo molte altre cose. Ci siamo visti con il ministro San Giuliano della Cultura, ci siamo visti con il nuovo assessore alla cultura, vicepresidente della regione Anzil, perciò stiamo lavorando davvero bene. In più perciò abbiamo tante cose parallelamente che devono correre, possibilmente guardandosi, ma anche se non si guardano devono correre appunto su vie, su strade parallele. Dai 20 milioni di euro del bando Borghi, perciò sia per investimenti, luoghi che verranno perciò riqualificati ai cosiddetti cluster, cioè sia luoghi che manifestazioni, attività, eventi nell'ambito di Borgo Castello, via Rastello fino a Borgo Castello, ma abbiamo anche tanti altri siti. Il primo sito che mi viene in mente è il Palabigot, che verso gennaio, comunque prima dell'inaugurazione della capitale europea, che sarà l'8 febbraio del 2025, Palabigot sarà, se non accadono disgrazie, sarà pronto, sarà luogo di aggregazione non luogo di eventi sportivi, ma anzi prevalentemente di eventi non sportivi, perciò per far rientrare Gorizia nel circuito dei grandi concerti italiani, poi naturalmente anche sportivi, anche di altra natura, ma ci stiamo attrezzando con una bellissima struttura di cui anche lei ha parlato diverse volte, in via Boccaccio, ex mercato all'ingrosso, una struttura oggi, un posteggio in pessime condizioni, sarà una struttura coperta dove potranno svolgersi di tutto, attività fieristica, sportiva, culturale. E naturalmente laddove non utilizzato per questi eventi rimarrà anche posteggio. A proposito di posteggi, ci sarà nuovo posteggio riqualificato in piazzale Casarosso, 1,5 milioni di euro già destinati. Conosciamo lo studio di architettura che ha vinto la selezione, ci sarà perciò la realizzazione di cosiddetti sottoservizi, cioè dall'acqua, l'elettricità, perciò qualunque grande evento dovesse svolgersi non ci sarà nulla di pericoloso, sarà tutto in sicurezza, tutta la piazza sarà cintata da un percorso ciclopedonale e da una bellissima alberatura, perciò un luogo bello, funzionale, che naturalmente rimarrà anche luogo dove poter posteggiare per i grandi eventi a Gorizia. Richiameranno tanta gente. Sì, no? ma poi ci sarà bisogno. In agosto dovremo aprire una porzione intanto della Valletta del Corno, che sarà completata il prossimo anno. Lo ricordo spesso, pochissimi goriziani accedevano a una piccola porzione di quell'area, cioè soltanto alla palestra, quella per hockey, per intenderci, per patinodanza della Valletta. Il resto 12 ettari, cioè 1 chilometro di bosco letteralmente impenetrabile. Sarà una cosa stupenda, il torrente Corno, le acque pulite in superficie con i pendii, 3 ponti, quasi 5 chilometri di piste ciclopedonali, Infopoint, luogo per la somministrazione di cibo, bevande, spazio per lo skate, una piccola arena per eventi musicali, culturali, una piccola arena aperta, ma poi zona per le scampagnate in fondo delle famiglie, 7 ingressi dalla città. Ecco perché noi, scherzando, lo chiamiamo il Central Park goriziano. Tranquillo, rimarrà parco della Valletta del Corno, non preoccupatevi, ma è una cosa che i goriziani non avevano, e ben si collega con tutte le altre aree verdi stupende di Gorizia. Di cui parlavamo anche prima in merito a Giardino di Viatori, presenza, no? che è gestito dalla... Ne parleremo. Dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria. Assolutamente. Fra pochissimo. Rieccoci in diretta, ancora in compagnia del sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che fra l'altro ieri è stato colpito come tutti noi dalla bruttissima notizia della morte di Silvio Berlusconi, di cui era anche amico proprio personale, vero? Sì, ma anche perché ci siamo visti tantissime volte, ci siamo visti ad Arcore, ci siamo visti nella sua casa di Roma, ci siamo visti a Gorizia. Ma Berlusconi era un grandissimo amico anche dietro le Romoli, parlamentare nel 94, con il Presidente. Io lo chiamavo sempre Presidente, non riuscivo a dargli del tu,
gli davo sempre da lei, una persona squisita, di grande educazione, un visionario dotato di grandissimo coraggio, che ha sofferto proprio per quella passione, quell'amore che ha per il suo paese. Innamorato anche di Gorizia, non dimentichiamoci che grazie a Berlusconi, se Gorizia, Nova Gorizia e Šempeter Toiba sono dotate di un gruppo europeo di cooperazione territoriale, il GECT, che è il braccio armato della capitale europea della cultura, perciò queste misure, queste iniziative transnazionali sono state realizzate dal GECT grazie a quando Berlusconi era premier. È venuto tante volte nella nostra città, perciò era una persona sincera da questo, era genuino. Poi naturalmente ci sono tanti altri aspetti che i media ne hanno sempre parlato, ne parlano anche oggi. È stato davvero oggetto di una campagna da parte della magistratura, 30 procedimenti con un'unica condanna, peraltro per un reato fiscale di una lievità spaventosa rispetto all'entità delle tasse che pagava. Comunque ha fatto davvero la storia dell'Italia, ma ha contribuito anche a scrivere pagine di storia importanti per il Friuli Venezia Giulia e per la nostra città. E domani sarà presente naturalmente al funerale, quindi mi diceva prima ha disdetto un po' tutti gli impegni. Ho disdetto tutti gli impegni a Gorizia, non già per il funerale a Milano, perché posso solo supporre che ci sia un numero contingentato all'interno della chiesa e si rischia ben oltre 10-20 mila persone in Piazza Duomo. E allora abbiamo optato dal Friuli Venezia Giulia per una Santa Messa qui a Trieste proprio alle 19, perciò insieme a chi aveva più rapporti con lui o comunque a chi ha piacere rammento alle 19. Se lei mi aiuta col nome della chiesa di Sion e via... sì, la chiesa di Notre Dame de Sion di Don Ettore Malnati, no? Che ha così deciso di fare questa messa proprio in ricordo. È una cosa carina, gradevole, proprio esatto, una cosa... Lo ringrazio anche per questo, naturalmente, questo pensiero. Domani sera alle 19, l'abbiamo già detto anche nel corso del telegiornale di ieri, se non ricordo male. Vedo in collegamento, oltre al nostro Bernardo Gulotta dalla Pineta di Barcola, anche il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Allora, ci colleghiamo con lui subito. Buongiorno Ferdinando. Buongiorno a tutti. Grande Ferdinando. Un grande abbraccio al sindaco di Gorizia. Allora Ferdinando, tu sei impegnatissimo oggi con la diretta, l'abbiamo seguita prima, già dalle 5:30 di mattina e poi andremo avanti tutto il giorno, no? da Padova. La festa di Sant'Antonio 13 giugno che poi, come saprete, insomma, anche nella storia di Antonio la racconta sia passato da Trieste e anche da Muggia. Però insomma, diciamo, visto che c'è anche la presenza del sindaco di Gorizia, tu ricorderai, Laura fu protagonista nel 2018 di alcuni giorni da thriller, quindi fu convocato d'urgenza proprio dal presidente Berlusconi perché sembrò per un momento fosse il candidato governatore in pectore, no? Sì. Ma posso anche svelarvi, adesso ve lo svelo, tanto accadde così, Licia Ronzulli mi telefona la sera, Rudy guarda, il presidente vuole parlarti. Sì, ci mancherebbe altro, passamelo. No, vuole vederti. Ci picca quando? Domani mattina. Dammi il tempo che guardo se ho aerei, se ho trovo non aereo, trovo il treno, lo prenoto, avviso Licia che perciò l'ora di pranzo indomani sarà in stato e lei mi fa il telefono. Ma sai, vero? Perché ti sta cercando? A me seccava ammettere che non avevo la più pallida idea perché mi stesse cercando e allora ho bleffato, ma certo, chiaramente conosco le ragioni e non sapevo. Al mattino mi alzo alle 4 per prendere il treno da Monfalcone, accendo il cellulare e vedo un messaggino di Giorgia Meloni. Rudy, ieri ci siamo visti con il Presidente e con Matteo. Abbiamo deciso che sarai tu il candidato Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Ora giocatela tu. In quel momento avevo assunto consapevolezza delle ragioni e francamente, tra l'altro in una Forza Italia che era compatta, allineata nella candidatura del caro amico Riccardi, che oggettivamente è più strutturato, una grande esperienza, l'ha dimostrato anche come assessore e vicepresidente negli ultimi 5 anni. Ora
Fatto sta che ho dovuto spegnere il cellulare perché nel frattempo giungevano indiscrezioni, telefonate, messaggini, arrivo dal Presidente, c'era il suo avvocato, c'era Letta, c'era Licia, sono tanti. Io ho spiegato, guardi Presidente, che per la legge della nostra regione io dovevo accettare, dimettermi da sindaco 2 mesi prima o 3 mesi prima. Ghedini fa, povero, mi fa, no ma c'è una giurisprudenza diffusa in Italia, potremmo vincere. Presidente, io ho detto, io faccio quello che lei vuole, però perdere a tavolino, perché se il centro-sinistra vince, ma vince davvero senza avere un candidato di centrodestra. Letta fa, Presidente, io ascolterei il sindaco Ziberna, grazie al cielo, no, visto che tra l'altro è una persona ragionevolissima, poi si è optato per altro. E poi abbiamo avuto la fortuna di avere come presidente Max Federica, che è un grande presidente, non è di Forza Italia ma per l'interesse del Friuli Venezia Giulia, ministro che davvero è stato un grande presidente, è un presidente, mi auguro che per lui ci sia anche la possibilità di una modifica della legge, un terzo mandato, perché voglio Federica per 3 mandati. Lo so, non lo so questo incontro Schlein De Luca quale esito può aver dato, ma insomma c'è una cosa secondo me su cui sono d'accordo sia Meloni che Schlein, è di non dare terzi mandati, anche perché ovviamente oggi qualsiasi candidato governatore nuovo sarebbe al voto, sarebbe a firma Fratelli d'Italia in Italia, poi c'è l'accordo di coalizione, però insomma con i numeri che hanno. Invece mi ha dato modo il sindaco Ziberna di ricordare un altro momento, perché ieri sera noi abbiamo trasmesso quell'intervista che risale al 27 aprile 2018 a Berlusconi, l'ultima volta in cui fu presente a Trieste in occasione della tornata elettorale, con l'intervista al Savoia. Insomma c'era Licia Ronzulli, era il periodo in cui era di fatto la consigliera più vicina e vera gendarme, cioè gestiva l'agenda del presidente Berlusconi in una maniera, e ricordo che ci trattò malissimo quando vide l'arrivo della troupe di Tele4, organizzò, insomma, aggiunse telecamere, fece di tutto, perché insomma in fondo stavamo intervistando l'uomo che la televisione l'aveva inventata e rivoluzionata col tempo. Poi c'è una piccola nota che sta molto a cuore nella storia di Tele4 e anche della famiglia a me vicina, perché chiaramente il Presidente ricordava molto come negli anni, Laura tu saprai, della gestione di Giorgio Erneri venivano ripetuti i canali della Fininvest di allora, no? Quindi Tele4 ripeteva il segnale, poi furono insomma gli anni del cassettato, così come si diceva, no? Di queste cassette che giravano per tutta Italia, in modo in cui è riuscito a fare una televisione nazionale nei primi tempi. Però una televisione, una Tele4 che partì con una stretta di mano tra appunto Giorgio Erneri e Silvio Berlusconi, e non serviva altro di più in questo accordo. E quindi, siccome io ero lì presente con Giulia, la mia compagna, lei ha ricordato il nonno e il presidente Berlusconi ricordava molto bene questo aspetto, quindi è stato anche una parte di Amarcord. Mi colpì, io ricordo molto bene come terminato, spenti i riflettori di questa intervista, nella quale devo ammettere facevo fatica a fare domande a Berlusconi, perché comunque prendeva una sua via già, no? Non aveva grande attenzione per le domande, per quanto a maggior ragione fossero le mie, no? Quindi prendeva già una sua strada. Poi spenti i riflettori si sedette lì in uno di quei sofà del Savoia, e così quest'uomo di 81 anni allora, da solo, io ricordo che mi colpì molto, un uomo accerchiato, cioè, che ha fatto di tutto, che aveva uno staff immenso, e poi si era seduto lì da solo, come un nonno qualunque nel guardare qualche rivista. E quindi quella fu una scena che mi colpì molto, no? La solitudine dei leader e dei capi. Allora appunto abbiamo iniziato a dialogare a maggior ragione, insomma, quindi è stato un momento della storia professionale, ovviamente della vita personale, che ricorderò sempre.
È un bel ricordo questo che ci hai raccontato delle interviste, che fra l'altro appunto abbiamo rimandato in onda. Non è giovanissimo allora il vice direttore, come appare, non è così giovane come appare dalle immagini. Giovane. Sono classe 80, ma come vede ormai ho i capelli bianchi. Lei ce li ha? Esatto, almeno ho ancora questo vantaggio. Bene, dai. Allora, Ferdinando, noi dobbiamo anche dare la pubblicità che insomma Berlusconi direbbe è giusto mandarla, perché insomma anche lui ha inventato, no, questo modello di televisione basato poi molto sulla... Fammi solo ricordare, Laura, poi io vi lascio ovviamente, anche perché ho visto c'è anche Bernardo, dobbiamo stare spazio al sindaco con le telefonate. Noi ricominciamo alle 10 perché appunto abbiamo per l'intera giornata quest'anno la festa del 13 giugno, quindi di Sant'Antonio, in diretta anche su Tele4 con tutte le celebrazioni, la messa. Oggi pomeriggio avremo un incontro, cioè un collegamento da Faenza, quindi la zona della Romagna colpite di recente, là dove c'è anche un santuario proprio dedicato ad Antonio e che ha subito le devastazioni, e poi la processione a partire dalle 18:10 della statua per le vie di Padova. È una festa del santo più amato del mondo che appunto viene seguita tramite Rete Veneta e Tele4 e il sito 13giugno.org in tutto il mondo, quindi insomma c'è una grande attenzione per questa giornata. Allora si ricomincia dalle 10, infatti noi chiuderemo proprio 5 minuti prima, proprio per dare spazio alla diretta nuovamente, come già abbiamo fatto prima. Ho visto che cominceranno i lavori per Sant'Antonio Nuovo, no? La piazza. Sì, quindi insomma oggi abbiamo fatto il parallelo, no? Nella giornata esatto. di Sant'Antonio abbiamo parlato anche della piazza di Sant'Antonio Nuovo. Era carino il titolo, fra l'altro, Sant'Antonio a Nuovo, no? Non era male come titolo giornalistico. Allora, lancio io la pubblicità? So che vuole farlo, sì. Pochi attimi per la pubblicità, ma ci vediamo qui fra 1 minuto e mezzo, 2 minuti al massimo. Non lasciateci, perché oltre che Laura ci sono anch'io e naturalmente Bernardo e Massimiliano dalla Pinetina, dalla Pineta di Barcola, esattamente. Straordinario. Ha un futuro, sindaco. Il sindaco è pro tempore per definizione. Allora ci fermiamo fra pochissimo. Bentornati a Sveglia Trieste, allora sempre in compagnia del sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, al quale i nostri telespettatori rivolgono alcuni quesiti. C'è Luca che ci scrive: ciao Luca. Buongiorno, vorrei porre al sindaco, di cui sono un estimatore per il modo televisivo di porsi. Grazie, quindi è un estimatore, un quesito su Gorizia. Allora, è una città che apprezzo e mi piace molto, ma vuoi per dimensioni, vuoi per il numero di abitanti, qualche criticità la presenta. Una di queste, a mio avviso, è la pressoché totale assenza di vitalità notturna, per cui dopo una certa ora letteralmente si svuota. Il comune ha in qualche modo la possibilità di favorire o non limitare l'apertura notturna, quindi si tratterebbe di un H24 di determinate attività, esercizi commerciali, penso a quelli dedicati alla ristorazione, in modo tale che la città sia fruibile e piacevole anche di notte, senza che appaia quasi una città fantasma, dice Luca. E a questa domanda si unisce quella di Massimo, che dice: parliamo di Movida, vorrei sapere dal sindaco Ziberna fino a che ora si può fare musica a Gorizia durante la settimana e il fine settimana. Entrambi ringraziano per la risposta. Luca e Massimo, il sindaco prima di me, un grande amico, Ettore Romoli, era stato suo malgrado costretto ad adottare un'ordinanza, quella che veniva chiamata antischiamazzi. A una certa ora c'era il coprifuoco. Sono già da 3 anni sicuri che ho annullato quell'ordinanza, perciò non c'è alcun limite posto dal comune agli esercizi pubblici che vogliono ovviamente tenere aperto, il bar, il ristorante, perciò sono assoggettati esclusivamente alle leggi dello Stato, ma soprattutto, più che leggi dello Stato, alla coabitazione con chi c'è intorno, perché è un problema di tolleranza. Tenga conto che addirittura a Borgo Castello, visto che noi abbiamo un piano di inquinamento acustico, come viene chiamato, se ci fosse un uccellino che all'1 di mattina comincia a cinguettare, se venisse l'ARPA FVG a misurare questo impatto acustico, direbbe all'uccellino: per cortesia piantala. Però ecco, è soltanto questione di tolleranza da parte dei cittadini.
a mio avviso, io capisco, ma più che il problema dei locali è quello che accade fuori del locale, nel senso che tante volte il locale è sufficientemente insonorizzato, le persone poi escono, soprattutto nel periodo estivo, alzano la voce e ci sono questi schiamazzi che tengono svegli. Io capisco che i due diritti, il del diritto a trascorrere con gli amici una serata e il diritto a riposo siano entrambi da tutelare, e che purtroppo a Gorizia è accaduto quando c'è qualcosa che apre, c'è il comitato contro, e abbiamo visto che la magistratura dà ragione al comitato contro. C'è anche un grandissimo titolare di un esercizio che non posso fare pubblicità a Gorizia, ma credetemi, spesso andavo da lui alla sera, non ha mai organizzato nemmeno un concerto, una musica leggera di sottofondo. Ahimè, nell'edificio di una dozzina di appartamenti, 2 o 3 lo hanno denunciato, un lungo procedimento, se non sbaglio ho dovuto pagare 15 o 20 mila euro di danni a ciascuno dei ricorrenti, e si è stufato e ha detto basta. Il mio appello è, siamo tutti stati giovani, io capisco perciò quello che fa il concerto dei Måneskin sotto casa, capisco, però abbiamo ormai, ecco, se c'è una sagra, non dura 365 giorni, dura alcuni giorni. Chiudete in questo caso non soltanto un occhio ma anche un orecchio, sapendo che, ripeto, c'è un po' il diritto di tutti, rispettando ovviamente, evitando gli eccessi, di vivere. Certo, questa mi pare una risposta esauriente a quello che chiedevano entrambi i nostri telespettatori. Allora, Bernardo, siamo nuovamente da te, dal tuo ospite Massimiliano. Sì, di nuovo buongiorno, abbiamo ascoltato anche le parole del vice direttore Ferdinando Avarino. Adesso noi siamo qui a proporvi altri esercizi approfittando di questo strumento, le parallele, che Massimiliano mi diceva forse sono un po' troppo larghe per certi esercizi, ma vanno bene. Leggermente larghe per fare certe cose, ma vanno benissimo perché almeno ci danno la possibilità di fare qualcosa all'aria aperta, quindi utilizziamole. Cosa facciamo con le parallele? Ci sono vari esercizi che possiamo fare. Uno tra i più difficili ma anche tra i più completi per l'appunto è quello di fare delle dip, quindi scendere piano piano e salire. È un esercizio molto complicato sul quale bisogna avere una buona condizione di forza generale. Per questo abbiamo la possibilità di utilizzare un elastico e chi non dovesse farcela semplicemente ci si piazza sopra e scende, avendo l'utilizzatore e il facilitatore dell'elastico. Un'altra cosa che possiamo tranquillamente fare è quella di lavorare i bicipiti, quindi andiamo sempre nel discorso utilizzare tutto quello che abbiamo e utilizzare dei gesti più che lavorare sul muscolo. Quindi in questo caso cerchiamo il più possibile di portare il petto vicino alla sbarra utilizzando la flessione del gomito, che è una cosa molto facile da fare, soprattutto grazie a questa strumentazione. Questo è un esercizio propedeutico che ci porterà poi a fare quelle che sono le trazioni con una presa prona, volgarmente dette chin-up, che sono un pochino più difficili, magari dopo le faremo vedere. Comunque, una delle cose più importanti in assoluto da prendere in considerazione è l'allenamento delle braccia e delle spalle, perché ci danno la possibilità di essere sempre forti, e quando dobbiamo magari aggrapparci ad un autobus, anche per le persone anziane che hanno bisogno di sostegno, le braccia devono essere forti, devono essere prensili, devono essere forti, e aiutano ovviamente anche a quella che è la mobilità della spalla, che deve essere sempre sana, e quindi i muscoli devono essere sempre in carico e forti. Bernardo, sempre alle parallele, cos'altro si può fare? Allora, ci sono altre variabili, tra cui possiamo utilizzarle per esercizi facilitati come i piegamenti che abbiamo visto prima, un'altra valida progressione se siamo in un parco. Altre cose? Prima, chiedo scusa se interrompo, ma prima avevamo trovato l'angolo giusto per poter fare quelle trazioni facilitate, che era sopra a quello strumento là, corretto? Sì, esatto. Lo facciamo vedere approfittando del fatto che abbiamo, diciamo, questa fascia muscolare di riferimento, e quindi se da un lato prima questo esercizio che avevamo fatto noi di tirarsi su, ok, era troppo difficile magari per tutti,
Farlo invece dall'altra parte, per chi era lo facciamo qui che è uguale. Anzi, è più semplice perché qui ovviamente bisogna essere abbastanza alti. Qui anche una persona normale che non è tanto alta riesce a fare l'esercizio in maniera facilitata, quindi semplicemente scende sulle gambe e utilizza più possibile quelli che sono le braccia e la schiena per trazionare verso l'alto, senza utilizzare troppo le gambe, perché altrimenti diventa l'esercizio molto molto facile. Esatto. In alcuni contesti può essere anche abbastanza utile, però se vogliamo andare a rinforzare tutta la muscolatura di spinta e trazione, in questo caso escludiamo le gambe e andiamo a lavorare completamente in trazione, escludendo la spinta delle gambe. Ecco, il passo successivo invece all'esercizio dei bicipiti che abbiamo provato nelle parallele è fondamentalmente questo qua, cioè tirarsi su così. Esatto, questo si chiama chin-up ed è esattamente l'esercizio di progressione che abbiamo fatto prima. Cioè, ma non da me, da lui, perché qui grande Bernardo andiamo su cercando di trazionare. No, la persona che sa e che sa fare è qui, la persona che prova a fare è dall'altra parte, quindi andiamo da chi sa fare e lo fa vedere bene. Io sono una comparsa in questo momento, quindi questo è l'esercizio per sviluppare. Ecco, qual è l'errore più comune in questo esercizio? Curvare la schiena, andare troppo giù, troppo su, estendersi troppo? Allora, l'esercizio di base non è semplicissimissimo, di conseguenza si incappano in vari errori. Uno di questi può essere quello di non tenere completamente la pancia, quindi faccio un esempio pratico, da qui essere completamente aperti, quindi questa parte qui completamente aperti. Un minimo dovrebbe essere in chiusura, quindi pochino contratta la pancia e andare su. Un'altra cosa è quella di rilassare completamente le braccia, quindi quando si arriva completamente giù, è l'errore un pochino che si faceva prima nelle trazioni, quindi mollare completamente può essere una gran problematica, tanto quanto aprire troppo. Aprire troppo può sembrare facilitante, in realtà può essere molto problematico e può creare grosse problematiche alla spalla. Bisogna avere la giusta mobilità per poterlo fare, come tutti gli esercizi che abbiamo fatto finora. Non abbiamo parlato degli addominali. Possiamo ricavarci un angolino o lo dedichiamo una prossima volta? No, gli addominali sono uno dei muscoli più sopravvalutati in termini di allenamento fisico, perché tutti quanti vogliono la tartaruga, soprattutto l'estate, si vogliono mettere bene in mostra. In realtà gli addominali sono una componente fondamentale del nostro corpo, ma non sono solo gli addominali, sono gli obliqui, gli addominali, i lombari, i glutei, che compongono il nostro core. Quindi questa parte qui centrale, perché è fondamentale? Perché sostiene quella che è la schiena e ci dà la possibilità di creare movimenti come la flessione, l'estensione e la torsione. Ora, gli addominali sono dei muscoli, soprattutto il retto addominale, sono dei muscoli che sono veramente tanto sottili, piccolini, quindi il fatto di vedere questa forma a mo' di tartaruga è soltanto un effetto dato da quella che è la nostra genetica e questa piccolissima parte, ma loro coinvolgono poco su quello che è la stabilizzazione della schiena. Quindi uno degli esercizi che si fanno e si fanno soprattutto male, che creano la maggior parte delle volte grosse problematiche, sono i classici sit-up, ovvero questo genere di lavoro dove si cerca di andare su e lavorare semplicemente sul retto dell'addome, oppure ancora peggio quando si cerca di fare questo lavoro qua, dove in realtà si cerca di salire il più possibile utilizzando non i muscoli addominali ma anche i muscoli addominali, ma il prime mover in questo caso è la schiena e lo psoas, di conseguenza altra roba che non ci serve assolutamente. Quindi quale potrebbe essere una valida alternativa? Questa qui, un esercizio che si chiama plank, però bisogna saperlo fare. Quindi per iniziare ad imparare a fare un plank, perché è caduta la cuffia. Sì, grazie. Vuoi rimetterla? Sì, grazie. Così eventualmente se ti chiedono qualcosa da studio. Una delle cose più importanti che si fanno quando si fa plank è capire per quale motivo lo stiamo facendo. Noi stiamo cercando il più possibile di utilizzare una strategia che ci metta sotto stress la schiena, e per farlo mantenere una posizione dove la schiena non può né flettere, né estendere, né ruotare è una delle strategie migliori in assoluto. Quindi basta contrarre bene i glutei, contrarre bene i quadricipiti, spingersi bene via dal pavimento e mantenere più tempo possibile, essendo sempre in contrazione, questa posizione. A un certo punto vedrete chiunque iniziare a tremare e a shakerare, e questo significa che la muscolatura del core non è abbastanza forte da poter gestire questo genere di lavoro.
Perché farlo? Perché questo stabilizza e compatta la nostra schiena, dandoci il maggior supporto possibile tra quello che è la parte alta e la parte bassa del corpo, quindi è proprio il nostro centro nevralgico. Quindi diciamo un esercizio consigliato per gli addominali è il plank. Assolutamente. Plank fatto con le braccia estese oppure sui gomiti, diciamo, Allora, perché vedo anche fare così, no? Ci sono varie varianti. Sicuramente un pochino più difficile è quella con le braccia distese, in base a come si tengono poi i muscoli contratti. C'è anche quella dove stiamo con gli avambracci, ma c'è da capire una cosa: perché il plank è importante? Perché la funzione dei muscoli è proprio quella, cioè cercare di stabilizzare, cercare di non andare in estensione, flessione e rotazione, un anti-estensore, un anti-flessore, un anti-rotatorio, ed è fondamentale perché quando noi camminiamo ci muoviamo asimmetricamente, di conseguenza i nostri muscoli devono compattare la schiena, e questa è la cosa più importante per il quale il plank ci interessa, perché allena la funzione, non allena il muscolo addominale, e questa è la cosa più importante. Sì, Laura, sì, diteci pure. Davvero esauriente, credo che abbia dato anche qualche suggerimento, no, al sindaco di Gorizia. La prima cosa che farò adesso è infatti, recarmi lì e fare esercizi. Infatti, assolutamente, tornando a Gorizia poi si ferma a Barcola. Beh, abbiamo fatto venire voglia al sindaco di fare esercizi, no? Benissimo, grazie allora per questo collegamento. Abbiamo ancora alle spalle di Elisabetta, chiedo scusa Laura, poi vi torniamo la linea, tanto stanno lavorando per, credo, la sostituzione di alcune alberature. Già che siamo, diamo conto anche di questo, visto che siamo sempre in presa diretta, non so se è pulizia o è rimozione di alberature, sta di fatto che comunque sono in atto, e l'abbiamo visto noi prima di cominciare alle 8 questo collegamento alla Marinella, dove stanno piantando nuovi alberi a Barcola. Mi pare che sia anche oggi all'interno del quotidiano locale. Vedo che mancano 9 minuti, quindi approfitto per ringraziare Bernardo, perché dobbiamo chiudere 4, pardon. Allora, scusate. Sì, ok. Allora io approfitto per salutare e ringraziare Massimiliano Baroni, che se ha piacere magari ritroveremo prossimamente per ulteriori esercizi e consigli. Chiunque avesse piacere di contattarlo anche come personal trainer, poi noi eventualmente possiamo mettere in contatto con il recapito, insomma, telefonico. Grazie a entrambi. Allora, sindaco, a parte questo appuntamento così a Barcola, col benessere, ancora non abbiamo parlato della riapertura del castello di Gorizia, no? 23, e questa è la prima notizia, nel senso che non abbiamo ancora fatto il comunicato stampa. Il 23 di giugno, perciò fra pochi giorni, finalmente riaprirà il castello. Intanto piano terra e primo piano, ci saranno da venerdì a domenica ingresso gratuito, al mattino l'inaugurazione con i rappresentanti delle istituzioni, al pomeriggio visite guidate, sabato e domenica tra l'altro ci saranno anche delle manifestazioni, spettacoli legati al Medioevo, ma ci sono altri due appuntamenti estremamente importanti. Uno che si svolge con la mostra di Kaučić presso la Villa Coronini di Viale 20 Settembre a Gorizia, sarà aperta fino al marzo del prossimo anno. Opere grafiche stupende, come sappiamo tutte le mostre di Villa Coronini sono frutto di oggetti dipinti appartenenti tutte alla fondazione, perciò tutte all'allora conte Guglielmo Coronini. Un'altra mostra molto bella finisce, se non sbaglio, a fine agosto presso Palazzo Atems, la pinacoteca, ex pinacoteca provinciale, adesso appartiene alla regione Aerpac. Si parla di moda, si parla di design anni 50, che anche i ragazzi nati tanti anni dopo però potranno toccare con mano, non vedere immagini, ma toccare con mano quello che c'è stato invidiato in tutto il mondo, dalle macchine agli oggetti di uso quotidiano. Il vero design quotidiano. Made in Italy, no? Assolutamente. Che è tornato così in auge anche in questo periodo, addirittura con un ministero dedicato, e ci ha fatto un bel servizio anche il nostro Umberto Bosazzi, se non ricordo male. E perciò venite a Gorizia, venite a Gorizia, venite a Gorizia. È un ottimo promotore, insomma, della sua città. Allora noi intanto rinvitiamo il sindaco di Gorizia a tornare a trovarci presto qui assai volentieri, a Trieste, con altre brioche e magari anche
con altri appuntamenti ginnici, come abbiamo visto, insomma, con il nostro Bernardo Gulotta. Vi ricordo che adesso dobbiamo chiudere un po' prima del solito, proprio per dare spazio alla lunga diretta per le celebrazioni di Sant'Antonio da Padova, in diretta appunto non solo su Tele4 ma sulle altre reti di Media Nord-Est. Quindi grazie a tutti per averci seguito e all'appuntamento con Sveglia Trieste, torna puntuale domani mattina alle 7. Invece abbiamo il nostro telegiornale come sempre alle 13:20 e alle 19:30. Gli altri appuntamenti invece saranno sostituiti in questa lunga giornata proprio dalla diretta relativa al Santo da Padova. Grazie a tutti, buona giornata.